Va ora in onda Filo Diretto. 11, ci parliamo sopra la sigla come nelle migliori radio del mondo. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Buon pomeriggio a tutti da Giovanni Sallusti. Allora, siamo qui in studio per seguire, lo faremo per un paio d'ore circa più o meno, insomma, palinsesto variabile questo pomeriggio, i risultati delle elezioni in Liguria. E avremo diversi collegamenti, spero tutti possibili, con diversi rappresentanti anche della Lega, soprattutto in Liguria, e un nostro corrispondente da Genova, vale a dire Fabrizio Graffione, che molti già conosceranno per la rubrica Ligure che va in onda su questa radio da tanti anni. Allora, vedremo appunto di collegarci mano a mano, avere i risultati. Intanto mi pare di capire che un risultato, anzi un numero, Giovanni, lo possiamo dare. Certo. Bene o male, ha votato alle ore 15, quando si sono chiusi i seggi, meno della metà degli elettori. Credo che si tratti da prima volta, presumo che si scende sotto il 50%, perché alle regionali del 2020 si era votato al 53%. 53,7. Oggi come oggi siamo sul 46,47% degli elettori, e in tutte le province mi sembra non si supera, in nessuna delle province si supera il 48%. Il 48% è il dato più alto. Imperia ha votato poco, molto poco, come Savona, un pochino di più la Spezia, ma stiamo parlando del 42-43. Mi sembra che questo qui sia un dato già abbastanza interessante. Indubbiamente sì, è un dato anche perché il calo, in effetti, come giustamente notai tu, è abbastanza clamoroso. 10 punti per esempio su Spezia, 11 su Imperia, erano il 54 quasi per cento nel 2020 e il 42. Insomma, un calo sensibile. 6-7 punti in media su tutta la regione, ma per esempio appunto in alcune province siamo andati giù di 10 punti. Ovviamente non è una bella notizia per la partecipazione democratica, che sicuramente non ha aiutato il cosiddetto Toti Gate. Io dico non ha aiutato da un punto di vista come dire, della, secondo me, sostanziale farloccata mediatico-giudiziaria, che si è molto montata su questo, ma in ogni caso interpretatelo come volete, ma non ha aiutato. Non so quanto, come dire, la solita domanda, no, che si fa in questi minuti anche per trascinarsi al prossimo exit poll, è chi avvantaggia questa cosa. Allora, è vero che tendenzialmente c'è il solito refrain storico, no, per cui la sinistra, soprattutto in regioni storicamente, diciamo, se ci riferiamo all'era pre-Toti, storicamente di sinistra, tende a mandare sempre al voto i suoi elettori barra militanti, quindi in teoria deve essere più penalizzato il centrodestra da un calo dell'affluenza. Però c'è il dato di Genova, cioè Genova è molto in alcuni casi sopra le altre province, avendo Bucci un percepito oggettivamente buono come sindaco di Genova, anche al di là del perimetro della sua coalizione. Per esempio, ricordiamo che Renzi ha detto io voterei Bucci come amministratore, e insomma non abbiamo neanche questa certezza, quindi in questo momento non abbiamo nessuna certezza, tolto il calo vistoso dell'affluenza. Sì, e i primi exit poll poi li commenteremo tra non molto con Fabrizio Graffione, appunto il nostro corrispondente da Genova, che poi farà anche da punto di riferimento per gli ospiti. In ogni caso i primi exit poll darebbero Bucci in testa, 47-51, la forchetta come si dice, e Andrea Orlando fra il 45,5 e il 49,5. Peraltro, come sappiamo, gli exit poll sono sempre da maneggiare con molta cautela. Sì, la storia e la cronaca recente ci insegnano questo. Devo dire che storicamente tra i due tendono a sovrastimare di più il centrosinistra, però questa è una tendenza, non è una regola assoluta, ovviamente. Le forchette si intersecano a tal punto che sembra veramente una cosa voto a voto, insomma, siamo qui per raccontarvela. Naturalmente poi c'è Enrico Mentana che fa la maratona anche quando si vota a Forlimpopoli. Figuriamoci in una regione, no, certo, lui vive in una maratona probabilmente. Per me è proverbiale, diciamo, questa cosa qui. Abbiamo ascoltato prima, però fammi dire, Franca Lai, perché qualcuno ci sta ascoltando dalla Liguria, dirà cos'è che abbiamo ascoltato, quel brano musicale? La Mazurka do Besagnin. Il Besagnin l'ho scoperto soltanto perché mi sono incuriosito del titolo di questo. Franca Lai credo che la conoscono in molti a Genova, è una cantante nata a Genova, cantautrice, canta in lingua ligure, genovese, e appunto il Besagnin è il fruttivendolo, perché anticamente dal Bisagno, che
tanti lutti addusse ai genovesi per altri motivi. Certo. Anticamente venivano giù con le sporte piene di verdura, perché di fianco al fiume coltivavano ortaggi di tutti i generi, quindi il Besagnin sarebbe il fruttivendolo. E il minestrone di cui parlava Franca Lai fra un po' lo cuciniamo anche noi, diciamo, Era l'esordio giusto, no? insieme. Era assolutamente l'esordio giusto, perché come dire, è uno sguardo sempre al territorio, all'identità specifica, quindi un esordio assolutamente azzeccato. Noi daremo gli aggiornamenti, oltre che in questo flusso di diretta continua, anche sul nostro sito appena avremo dei dati minimamente commentabili, al di là delle discussioni preliminari che stiamo facendo io e te. Quindi, se sei d'accordo, io ti lascerei un attimo la conduzione di questa diretta, invito adesso... tutti a rimanere qui e vado a vedere di là cosa apparecchiamo. Ci tiriamo un po' il fiato, poi ci colleghiamo, direi, con Fabrizio Graffione tra pochi minuti, ma ci ascoltiamo un super classico, Genova per noi, Paolo Conte. Ah beh, qui alzo le mani. Lo recuperiamo tra poco, perché dobbiamo anche fare un plauso a Lorenzo in regia, perché in questi casi si lavora sempre a tamburo battente, no? Allora noi qua ci sembra facile, diciamo adesso mandiamo il pezzo, però chi è in regia lo deve ricercare, lo deve mettere sul computer, lo deve far partire, ci vuole il suo tempo, quindi mea culpa Lorenzo. E il bello della diretta, diceva un antico conduttore. No, mi sono riseduto perché stracondivido il nostro Lorenzo, in questo caso i nostri tecnici sono parte fondamentale, a maggior ragione quando facciamo cose all'impronta come oggi. È un bel dire, io chiamo il brano e deve essere già pronto, no? Prima bisogna che glielo comunichi, perché sennò il regista come fa? Va bene che sono io. Non è ancora telepatico, Lorenzo. Che sono come la divinità indiana con le 1000 braccia, però fino a un certo punto. Quindi adesso ci ascoltiamo, credo che sia pronto, grazie mille a Lorenzo in regia. Ci ascoltiamo Genova per noi di Paolo Conte. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte, non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono nidi e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi, sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisa. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova,
ratarata, taratata, ratatarataratata. Allora, avete ascoltato anche Paolo Conte, celeberrima, Genova per noi. Dovremmo essere in grado tra molto poco di collegarci 5 minuti con Fabrizio Graffione, il nostro corrispondente da Genova, giornalista che ascoltate sempre nella rubrica dedicata alla Liguria su questa radio. Intanto tra poco sarà con noi appunto Fabrizio Graffione. Nel frattempo se diamo un'occhiata anche alla 7 in diretta tra poco, quando sarà possibile vedere come se la raccontano gli ospiti di Enrico Mentana, la sua maratona imperdibile, imprescindibile, fondamentale, mitologica, proverbiale, quasi come quella di Radio Libertà, quasi. Intanto, dicevamo, c'è poco da dire per il momento, perché appunto siamo ai primissimi exit poll. Vediamo cosa ci racconta l'agenzia ANSA in questo caso. L'agenzia ANSA in questo momento dà conto appunto dei primi opinion poll o exit poll che dir si voglia, e del dato sicuramente certo, quello dell'affluenza in calo alle regionali in Liguria. Secondo i primi dati del Ministero dell'Interno, alle 15 ha votato appunto il 46, poco più per cento degli aventi diritto, in calo rispetto al 53,5 della precedente elezione. Al momento sono pervenuti i dati di quasi il 50% delle sezioni, 748 su 1785. Se andiamo a vedere un attimo il portale, i dati in realtà sono un pochino più avanti rispetto al lancio di agenzia. Ovviamente sono 1527 sezioni su 1785 totali. I dati sull'affluenza naturalmente, e poi vedremo poi i risultati dello spoglio, che ancora non sono naturalmente disponibili, degli scrutini che ancora non sono disponibili e che si riferiscono ai candidati presidenti e alle liste che li supportano, per un totale di 1.341.000 potenziali elettori, ma è andato a votare appunto il 40%. Secondo il primo exit poll, consorzio Opinio Italia per la RAI, in Liguria è in testa appunto il candidato del centrodestra Marco Bucci, con una forchetta, per quel che può valere, tra il 47 e il 51%, mentre il candidato del centrosinistra Andrea Orlando è tra il 45,5 e il 49,5%. Il candidato Nicola Morra oscilla tra 0 e 2%. Che vuol dire tutto e niente praticamente. Comunque questo è il quadro si fa per dire, attuale, aggiornato sull'agenzia ANSA in questo momento. Vediamo appunto come se la raccontano e cosa ci raccontano dagli schermi della 7, dove hanno ben più mezzi di noi, più inviati e via dicendo, quindi sentiamo un attimo cosa si racconta da quelle parti lì. Brigida era stato avvistato anche Giovanni Donzelli, quindi vedi mai che li intercettiamo mentre girano. Qui sei nella famosa sede, ex sede di Fratelli d'Italia, o è ancora sede? Ancora. Meno male che c'è il Silvio. Ecco, no, e quindi vabbè, direi che non ci interessa molto, anzi non ci interessa per niente. Piuttosto abbiamo ascoltato prima Franca Lai, ne approfitto per darvi conto del chi è. Una cantautrice genovesissima, canta in lingua ligure, talora anche in italiano. Ha dato una grande mano alla diffusione e al recupero, un contributo al recupero della lingua ligure e genovese in particolare, e delle tradizioni regionali, con spettacoli televisivi e di piazza. È nata a Genova, Franca Lai, di cui abbiamo ascoltato quel simpaticissimo pezzo, la mazurka del Besognin, di quello che viene giù dal Bisagno con frutta e verdura, cioè del fruttivendolo. E, nasce a Genova da mamma Mariuccia e papà Orlando, appassionato di musica, cresce ascoltando canzoni popolari e non solo, e da qui prende vita la sua passione per la musica. Nel 1965 scrive Wikipedia, si iscrive a un concorso canoro in un circo di strada che si chiamava Padella, vince il suo primo concorso, è accompagnata da una fisarmonica suonata dall'allora ragazzino Pippo dei Trilli, un altro gruppo musicale, anzi un duo musicale genovese nato nel 73, scioltosi nel 97.
Nel 1972 Franca Lai diventa la prima donna cantante del trio Universal e in seguito incide i suoi primi dischi. Ascoltata da Gianni Descalzi, entra a far parte dello Studio G, dove nel 76 incide il primo 45 giri da solista, Nel mio rione o Tribuluo, in coppia con Bunny, e forma il suo gruppo storico, i Boys di Franca Lai. Nel 77 il primo LP, Come te bella Zena, e vende 100.000 copie in un solo anno, niente male. Sempre nel 77 le è conferito il premio Simpatia, nel 78 il premio La Voce di Genova. Nell'82 ha il ruolo di prima donna nella compagnia goliardica Mario Baistrocchi. Le viene consegnato il premio regionale Ligure, inizia la collaborazione con la piccola orchestra genovese, il gruppo va avanti negli anni con successo fino al 2000 quando si scioglie. Franca Lai continua la carriera da solista, è una delle maggiori interpreti della canzone ligure, scrive canzoni per se stesse e per altri, anche in lingua italiana il suo successo indiscutibile. Tra il finire degli anni 90 e i primi 2000 ha pubblicato 2 dischi quasi totalmente in italiano. Ma diciamo così, abbiamo ascoltato prima questo brano in meravigliosa lingua genovese. Intanto dovremo essere in collegamento con Fabrizio Graffione, il nostro corrispondente appunto da Genova, dalla Liguria. Buongiorno Fabrizio, gli ascoltatori e le ascoltatrici ti conoscono anche in virtù della trasmissione che coordiniamo sempre qui su Radio Libertà da tanto tempo. Intanto buon pomeriggio Fabrizio Graffione. Buon pomeriggio a te da Genova e dalla Liguria. Oggi finalmente splende il sole. Devo dire che c'è stata un'affluenza piuttosto bassa alle urne, anche credo per il maltempo che è imperversato sulla nostra regione. Tra l'altro il nostro pensiero va agli alluvionati della Val Bormida nell'entroterra savonese che sono ancora lì a spalare fango. Ricordo che tra l'altro c'è un disperso da sabato pomeriggio scorso sulla Tour di Arenzano, proprio tra Genova e Varazze, nel ponente genovese, quindi non si trova più questo ristoratore di 62 anni, Davide Violin, molto conosciuto in zona, e sono ancora al lavoro tutti i soccorritori, dal soccorso alpino ai vigili del fuoco, ai sanitari del 118, carabinieri, polizia locale, ma ci sono trovate soltanto 3 auto, pensate, accartocciate, portate giù a valle dalla forza delle acque. Ma voltiamo subito pagina e parliamo delle elezioni regionali in Liguria. Allora, io devo darvi alcuni dati. Il primo subito, diciamo, chi sta almeno vincendo secondo i primissimi instant poll che sono usciti proprio 10 minuti fa. Sì. Allora, Marco Bucci, il candidato del centrodestra unito in Liguria, ha una forbice del 46-50% dei voti ed risulta quindi in lieve vantaggio sul candidato del centro-sinistra ed ex ministro spezzino Andrea Orlando, con una forbice tra il 45 e il 49% dei voti. Quindi diciamo che si preannuncia una battaglia all'ultimo voto nell'ultimo seggio in Liguria. Questi dati che vi ho dato sono i primi instant poll di SVG che confermano la grande incertezza dei sondaggi, mentre c'è un altro instant poll di Opinion Rai in cui viene Marco Bucci per il centrodestra, il sindaco di Genova, viene dato con una forbice tra il 47 e il 51% dei voti, mentre l'ex ministro Spezzino, il candidato del centro-sinistra Andrea Orlando, viene dato con il 45,5 e il 49,5% dei voti. Quindi una forbice diciamo, la forbice è sempre del 4%, perché questi sono instant poll, dobbiamo ricordarlo, non sono così accurati, non sono exit poll ancora, che devono essere rielaborati, saranno rielaborati nelle prossime ore, però al momento i sondaggisti danno in lieve vantaggio
il sindaco di Genova Marco Bucci per il centro-destra. Senti, sì, Fabrizio, volevo chiederti questo, se hai già registrato qualche reazione al dato indubbiamente molto basso di partecipazione al voto. Se non vado errato, ma mi affido a te, è la prima volta che si scende sotto il 50% alle elezioni regionali, perché alle ultime eravamo sopra il 53,5, 53,6. Allora, le aspettative chiaramente indicano un crollo dell'affluenza che dovrebbe essersi attestata, come hai detto te, 46 e 45 in questo momento. Io sto guardando sul sito di Eligendo del Ministero dell'Interno e diciamo è 46-45 la partecipazione generale, con alcune province molto più basse. Genova è la regione nella quale si è votato in proporzione di più, però Imperia siamo al 40%, con 12 punti in meno sulle ultime regionali. E anche alla Spezia è sceso di 13 punti la partecipazione al voto, di 7 punti, chiedo scusa, di 13 punti a Savona, nel Savonese, 43%. Insomma, allora, c'è da dire, Giulio, ti dico immediatamente che per quanto non ci si aspettava un calo dell'affluenza, ma non così alto. Quindi complessivamente siamo al 46-44% contro il 53-65% esatto. di affluenza registrato nel 2020, come giustamente hai ricordato te. Genova, la Spezia, tra virgolette, hanno tenuto, Spezia un pochino meno, c'è un crollo quasi inspiegabile dell'11% a Imperia, e su questo credo che c'entri più che altro la politica, anche se devo dire che l'allerta meteo arancione ieri mattina era ancora in vigore fino alle 14, fino alle 16 di ieri, era ancora in vigore e pioveva di brutto nell'Imperiese, mentre a Genova c'era l'allerta arancione, però aveva già smesso di piovere ed era uscito un po' un timido sole, ecco, comunque era nuvoloso. Per quanto riguarda Savona, invece, appunto, dove si è registrato un crollo di quasi 12%, come ho detto nella mia introduzione, purtroppo appunto ci sono stati gravi problemi per quanto riguarda il maltempo, e in particolare risulta ancora alluvionata, anche se al momento non piove più, l'entroterra di Savona, appunto la Val Bormida. Addirittura pensa che l'altra notte fino a mezzogiorno di ieri hanno chiuso l'autostrada A6 Savona-Torino. Quindi c'è effettivamente un fattore meteo su questo calo dell'affluenza, ma credo che sia anche dovuto a questioni politiche. Ce lo diranno poi i nostri ospiti che commenteranno con noi queste elezioni in Liguria. Ecco, non hai ancora registrato commenti su questo dato, no? Ufficialmente? Guarda, al momento no, perché come sai c'è silenzio elettorale, o c'era silenzio elettorale fino alle 15, quindi nessuna dichiarazione pubblica da parte dei candidati alla presidenza della Regione Liguria, in particolare Marco Bucci per il centrodestra e Andrea Orlando per il centrosinistra. Devo dire che entrambi sono arrivati da pochissimi minuti nei loro point elettorali qui nel capoluogo ligure a Genova, in centro Genova, Marco Bucci in piazza Corvetto e Andrea Orlando al MOG, al nuovo mercato comunale in via 20 settembre a Genova, dove c'è uno spazio appunto di ristorazione, degustazione, eccetera. Io ti dico, punterei sul discorso a questo punto di aspettare ancora un attimino e magari di sentire un attimino qualche ospite che magari... Ecco, naturalmente se tu Fabrizio hai i primi ospiti ci mandi un messaggino, noi ti chiamiamo al volo, facciamo così in diretta. Va bene, d'accordo, allora ci sentiamo tra poco. Intanto toglimi una curiosità, tu la conosci Franca Lai?
Franca Lai, sì, la conosco, è una famosa cantante, canta in genovese, bravissima. E infatti abbiamo ascoltato prima un pezzo molto divertente anche, no? La mazurka do Besagnin, perdona la pronuncia. Il Besagnin ho scoperto che era il fruttivendolo, giusto? Besagnino e fruttivendolo, esattamente, stai rivedendo l'Igor anche te. Sì, perché veniva giù dal Bisagno, di fianco al Bisagno c'erano orti a non finire e quindi veniva giù con frutta e verdura. Va bene. Adesso però no, ci sono sempre delle fontanili un po' più in alto del Bisagno, sulle alture genovesi. Adesso nel nostro torrente Bisagno, che ogni tanto si ingrossa e provoca la legge dell'umidità, ci sono tantissimi cinghiali. Questo niente meno. Dire. Sì, famiglie di cinghiali hanno decine. Quindi bisogna adottare il Besagnin dello schioppo. Invasione della cinghiale, esatto. Va bene. Allora adesso ascolta, vediamo un po' se ti piace anche questa. Minuti. Adesso ci ascoltiamo Genova Blues di Francesco Baccini, che te ne pare? Non male, Baccini è sempre Baccini, dai. Grazie. Però vorrei sentire anche Fabrizio De Andrea, Fabrizio De Andrea, la città vecchia, ci tocca dopo. Ok, perfetto, dai, a dopo Giulio. A più tardi, grazie a Fabrizio Graffione. Allora, come anticipato, tra pochi minuti ci ricolleghiamo con Genova Blues, Francesco Baccini. E poi, se volete, cominciate a mandare messaggi anche voi, ma non tanto per commentare il nulla. Vi segnalo, a proposito di maratona, guarda qua che bella, chiedo a Lorenzo di mandarcela in onda in sottofondo, poi l'alziamo un attimo, perché c'è un canale televisivo locale, primo canale di Genova, appunto, che sta facendo una maratona elettorale che per mio insindacabile giudizio è molto meglio di quella di Mentana. Se volete andare sul sito internet primocanale.it potete seguire anche la maratona elettorale del canale televisivo Ligure. Senti un po' cosa stanno dicendo adesso? Ormai ce lo diciamo, no? Questa affluenza è crolla ogni elezione. Qualcuno lo avrà pur seguito, non so se per votare altrove o per astenersi, lo vedremo poi dal responso delle urne. Come dati, i primi che arrivano qual point invece, exit poll e quant'altro? È troppo presto per fare valutazioni, è significativo però di un trend di cui a livello di sentore avevamo già avuto un po' di percezione, che insomma Bucci comunque tira e va bene. Sarà una battaglia all'ultimo voto, però sembra di capire. Credo di sì, a meno che poi non ci sia una volata alla Bucci. Noi facciamo così, cassiamo la 7 che c'è po' fregante meno e ci teniamo buoni come punto di riferimento televisivo primo canale.it con la sua bella maratona elettorale ligure. Quindi faremo riferimento ai colleghi di Primo Canale che saccheggeremo a loro insaputa insaziabilmente. Intanto vi stavo dicendo, se avete qualcosa da dire, ma non sulle elezioni, tanto non ne sappiamo ancora un tubo, se non che dai primi exit poll parrebbe in vantaggio Marco Bucci, ma di un'incollatura, come si diceva una volta, negli ippodromi. Dunque parrebbe in vantaggio di un'incollatura Marco Bucci, ma staremo a vedere. Intanto però se avete cose da dire sulla Liguria, magari andavate da bambini al mare, ad Alassio, oppure se avete altri ricordi, cose che abbiano a che fare con la Liguria, le potete dire telefonando allo 02 92 94 7222 oppure mandando messaggi, anche audio messaggi, anche messaggi che altrove non verrebbero mai mandati in onda, ma qui certamente sì, al numero 340 6709 659. Ci risentiamo tra poco. Genova Blues, Francesco Baccini. Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa, Genova. Io questa notte ho voglia di cantare. Dalla finestra ti sento anche arrossire. Tanto nessuno ci può ascoltare. Sordo Genova. Non mi basta un blu, non mi basta un blues, non mi mai per averti un po' di
più. Oh, Genoa, you are red and blue. Non mi basta un blu, non mi basta un blu, per averti un po' di più. Oh, Genoa, you are red and blue. Tra questa gente che osserva e si lamenta, pure Colombo è stato naufragento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova, io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai. Non mi basta un blu, non mi basta un blues per averti un po' di più. Genoa, you are red and blue. Non ci basta un blu, non ci basta un blues per averti un po' di più. Genoa, you are red and blue. Allora, dopo aver ascoltato il pezzo di Francesco Baccini, torniamo a Genova con Fabrizio Graffione, ma anche con un illustre ospite che è stato molto spesso qui a Radio Libertà, prima ancora a Radio Padania Libera, il professor Paolo Becchi. Fabrizio, è così, no? Abbiamo recuperato il professor Becchi che dovrebbe essere in collegamento con noi. Sì, sono in collegamento. Buonasera. Buonasera. Ciao Giulio, ciao al professor Paolo Becchi che ha commentato alcune volte anche nel nostro spazio Liguria le vicende politiche della nostra regione. Allora, senti Paolo, ti volevo chiedere innanzitutto, ovviamente siamo ancora a livello di instant poll, c'è questo lieve vantaggio di Bucci su Orlando, la forbice per lui del 46, tra il 46 e il 50%, Orlando siamo tra il 45 e il 49%, quindi si aspetterà fino all'ultimo seggio, crollo dell'affluenza in Liguria, ma volevo chiederti perché siamo tornati alle elezioni anticipate in Liguria, ci ripercorre un attimino l'iter anche dal punto di vista giuridico e politico. Sì, certo, hai ragione. Non dobbiamo dimenticare, non lo deve dimenticare il pubblico al di fuori di Genova, che queste sono elezioni anticipate. Il motivo di queste elezioni anticipate non è che sia caduto il governo della regione così per problemi di natura politica, che può succedere, ma no, è caduta per l'intervento pesante della magistratura direttamente sul governatore Tofi. Quindi, diciamo così, queste elezioni sono state volute dalla magistratura. E forse la magistratura si aspetta un risultato diverso da quello che magari poi si verificherà, ecco, perché chiaramente tutti pensavano che dopo la caduta di Topi, sicuramente delle responsabilità Topi ce n'ha, perché
insomma, se uno patteggia la coscienza propriamente pulita non ce l'ha, se uno patteggia, perlomeno io la vedo così, ci sono alcune che dicono che no, giuridicamente no, hai fatto un discorso adesso molto più da cittadino semplice, ecco, che di fronte a un patteggiamento dice però allora qualche responsabilità la dimostri, magari piccolezze, ma in ogni caso il risultato quale sarebbe stato? La vittoria schiacciante del centro-sinistra. Sembrava una passeggiata, questo diciamocelo francamente, sembrava una passeggiata, anche perché il centrodestra, bisogna pur dirlo, ha aspettato tantissimo, discussioni infinite, questo va anche detto, e che hanno nutrito per arrivare ad una decisione su un candidato. E poi alla fine, bisogna pur dirlo, è uscito l'unico candidato, e anche questo dirlo, che aveva la possibilità di vincere. E quindi ha puntato tutto sul sindaco di Genova, sulla sua figura. Sono nate un po' di polemiche, come voi sapete, che sono, non è il caso qui neanche parlarne, sullo stato di salute e via discorrendo, e comunque indipendentemente da tutto questo, Bucci ha accettato questa sfida e devo dire, io per quanto l'ho visto, l'abbiamo visto anche insieme qualche volta, con una forza, con un vigore che all'anima, cioè io non ce l'ho, non so se lui sia adesso più vecchio di me o meno, ma un vigore incredibile e una lucidità di analisi sulle cose diciamocelo, non è un politico, cioè Bucci lo sanno tutti, dovrebbero sapere, non è un politico, è un manager, fa gli interessi dei cittadini, di politica non credo che gliene freghi anche di sinistra né di destra, fa dei discorsi che sono sensati, come l'ultimo che ha fatto, se i genovesi non fanno più figli alla fine non ci saranno più genovesi. È successo il pandemonio quando ha detto la cosa più ovvia di questo mondo. È chiaro che se i genovesi non fanno più alla fine non ci saranno più genovesi. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Insomma, si sono attaccati i suoi oppositori a delle polemiche inutili e a questo punto secondo me il discorso, il risultato è sicuramente aperto, perché si partiva dal presupposto che vincesse il centro-sinistra. Bucci ha fatto cambiare un po' la direzione. Certo, io adesso non ho gli ultimi dati, c'è una fortissima attenzione, ahimè mi pare una fortissima attenzione soprattutto in Imperia. Io francamente non la vedo molto chiara questa cosa di Imperia. Il centrodestra dovrà, in caso di vittoria di Perita, comunque analizzare il voto proprio di Imperia, ma vabbè, lo faranno, penso. Imperia vuol dire Scajola, però, no? Esatto. Che cosa ha fatto Scajola? Io credo che qualcuno prima o poi glielo dovrà chiedere, perché non mi convince quello che sta succedendo a Imperia, mentre invece chiaramente Orlando ha lavorato bene, l'aspetta, guardate, insomma la gente si fa per dire andate a votare, perché l'altro dato eclatante di queste elezioni è che l'astensione non è più un cittadino su due, uno su quattro va a votare, il dato è... ma io l'ho sperimentato, devo dire, nella gente, parlando per la strada. Io tutte le persone che incontravo per la strada non andavo a votare nessuno. Io ero rimasto preoccupato perché qui non ci va a votare. Poi in realtà qui nel centro io ho visto, quando sono andato a votare, ce n'era di gente, ecco, però quando io vado nei negozi chiedo, allora c'è niente, quindi non hanno che vado manco basta. Ecco, professore, il dato ligure nel suo complesso è il 45,9% dei votanti, su Imperia è il 38,1%, no? È la più bassa in assoluto. Fatta eccezione per il caso Imperia, diciamo che ha già... ma scusa un attimo, quindi è cresciuto adesso in questo. Io ragionavo purtroppo sui dati di ieri sera, quindi alla fine poi sono ieri sera era il 34,6%, però alle 15 di oggi siamo arrivati alla chiusura dei seggi, adesso i dati che sta dando il Ministero dell'Interno sono praticamente quelli complessivi, 1781 sezioni su 1785, mancano 4, 45,9%
38% degli elettori è andato a votare in tutta la Liguria, 38% a Imperia, 43% a Savona. Sì. Questi sono più o meno i numeri. Sì, e allora ha recuperato questo. Sì, però diciamo più di 1 su 2 se ne sta a casa, questo è evidente. Ecco, esatto. Comunque il discorso in parte tiene lo stesso, perché effettivamente possiamo dire così che quasi una minoranza va a votare, una minoranza consistente, ma è una minoranza consistente che va. Senti, ma come analista, come filosofo della politica, tu come lo interpreti questo dato? Così a prima analisi. Come la prima analisi in generale è che non riguarda questo solo la Liguria, c'è una disaffezione totale, non tanto dalla politica ma dal sistema della democrazia rappresentativa, cioè la gente non ci crede più in questo sistema di rappresentazione e allora non si va neanche a votare a quel punto. Però ecco, la cosa che mi sorprende di più è che ora pazienza alle elezioni europee, pazienza se vuoi anche quelle nazionali, ma quando stai votando per la tua regione, e allora qui vuol dire proprio che c'è uno scollamento totale tra i cittadini e anche il politico che ti è vicino, ecco, perché non stiamo parlando di Roma o addirittura di Bruxelles, stiamo parlando appunto di Genova, e quindi c'è probabilmente. Poi c'è anche da dire una cosa sulla Liguria che bisogna anche dire in più. Il dato che emerge è che i grillini non sono andati a votare, i grillini, hanno seguito quello che ha detto Grillo. Ora, ecco, il dato interessante, ma questo credo lo sapremo soltanto domani. Il Movimento 5 Stelle alle scorse regionali arriva al 7-8%. Pagnoncelli ha dichiarato che niente, il Movimento 5 Stelle non perde neanche lo 0,1%. Nel Corriere della Sera ha scritto chiaramente, potete andare a leggere sul giornale quando ci sono stati i sondaggi, 7-8%, è l'unico partito che non perde, non guadagna, si conferma. Ora, se questo dato viene confermato, allora niente, vuol dire che Grillo non ha più la minima influenza su quell'ambiente elettorale. Se il Movimento 5 Stelle però dovesse scegliere al 6%, questo significa due cose. Primo, che Bucci viene eletto, mi sembra abbastanza evidente, perché uno dei partner della coalizione prende una stangata e Bucci viene eletto e il Movimento 5 Stelle però insomma sparisce, perlomeno non il Movimento 5 Stelle, magari bisognerà vedere, ma Conte non so con quale fatto si potrà presentare ai suoi elettori con un risultato che magari si aggira al 6%. Se dovesse andare a finire così, Conte perde completamente, Bucci invece può diventare tranquillamente il nuovo presidente della regione, perché bisogna guardare anche, purtroppo noi non sapremo, già queste valutazioni le potremo fare domani sulle liste, ecco, però questo dato è un dato significativo a livello nazionale, perché il Movimento 5 Stelle è un partito nazionale che è in una grave difficoltà, perché praticamente insomma il creatore di questo movimento ha completamente delegittimato, proprio addirittura il giorno prima delle elezioni ligure ha delegittimato l'attuale presidente del partito, insomma Conte, ecco, quindi anche questo sarà un dato da analizzare. Se Bucci dovesse vincere, il centrodestra ottiene un risultato fantastico, la Meloni continua a vivere nel suo paradiso, la Lega bisognerà vedere, ecco. C'è da dire una cosa, questo va detto, Salvini si è speso, vada a finire come può andare a finire, io non lo so, ma Salvini si è speso per queste elezioni in una maniera incredibile. Io non so quante volte sia stato a Genova in questo periodo, ha cercato in tutti i modi di intervenire, di farsi vedere dalla sua gente, insomma vediamo ora se gli elettori anche prendano questo impegno che c'è stato da parte sua. Ecco, non so se Fabrizio vuole farti ancora qualche domanda, se tu hai ancora un po' di tempo, professore. Sì. Fabrizio. Ecco, io volevo chiedere a Paolo Vecchi
che è un attento osservatore della politica nazionale, internazionale, ma anche locale, in particolare appunto di Genova e della Liguria. Ecco, a me è sembrato sinceramente che il candidato del PD, l'ex ministro Spezzino, tra l'altro Andrea Orlando, sia stata una figura che non ha bucato per niente, ecco, cioè ha sempre i soliti che vanno a votare PD. Ci sono stati appunto dei contrasti con il centro del centro-sinistra, no? Il discorso di Italia Viva, insomma, perché bisogna anche ricordare che Italia Viva è in giunta comunale a Genova insieme a Marco Bucci e ricordiamo anche che la coordinatrice di Italia Viva, Raffaella Paita, è della Spezia come Orlando. E c'è stata appunto la bomba sganciata 24 ore prima dell'inizio del voto da Beppe Grillo, proprio dalla sua casa di Sant'Ilario, con il video, il testo pubblicato sul blog, che sostanzialmente invitava i grillini a non votare per il centro-sinistra, o comunque invitava a non votare i candidati del movimento di Conte. E insomma, diciamo, secondo te, adesso lasciando perdere i primissimi instant poll che danno un lieve vantaggio a Bucci, questo può effettivamente aver influito sul voto in Liguria? Io l'ho detto, l'ho accennato prima, secondo me sì, Grillo poi non è così inesperto di queste cose, le cose che ha detto le avrebbe potuto dire una settimana prima o 2 giorni dopo, lo va a dire proprio a sabato, il giorno in cui ci sono le elezioni. È chiaro che entra a gamba tesa nelle elezioni, per l'amor di Dio, non è che si sia messo a fare l'apologia di qualche gruppuscolo, di quelli che si sono presentati lì, perché i grillini ci sono anche, c'è Mora, c'è Crucioli, eccetera. Non è che lui abbia sponsorizzato questa lista, però il discorso che ha fatto chiaramente è un discorso orientato al fatto, ma insomma, ma quale democrazia dal basso con l'Assemblea Costituente? Questa è una bassa democrazia, e l'ha fatto parlando dei candidati liguri. Certamente non ha detto non votateli, ma insomma il messaggio è stato abbastanza chiaro. Il fatto che ci sia così, diciamo, un'astensione superiore a quella delle elezioni precedenti, perché comunque l'astensione è superiore, mi fa forse pensare che probabilmente seguendo le indicazioni di Grillo sono semplicemente molti grillini di una certa età, cioè, diciamo quelli che hanno votato Grillo nel 2013, perché il polso del movimento era quello, poi ok, le cose sono cambiate, ma non ci credono più, e a quel punto non sono andati a votare, non hanno votato proprio. E questo chiaramente incide, perché sono tutti voti che dovevano andare al Movimento 5 Stelle, che si è presentato non autonomamente ma con l'alleanza Orlando. Poi hai detto anche giusto tu all'inizio, Orlando non è un personaggio che buca, insomma, io adesso non è che voglio parlarne bene o male, però non attrae, non ha creato, diciamo così, non è un leader. Ha svolto il suo ruolo. L'unica cosa che a Genova, lo sappiamo, soprattutto a Genova, il PD è forte, ha il suo apparato di partito, quello del vecchio PC, e quelli votano comunque, cioè quelli non è che stanno a vedere c'è Orlando o un altro, quelli votano indipendentemente da chi c'è, e quindi il voto lì ce l'ha. Però bisognerà vedere se quei voti lì sono stati sufficienti, ecco. Ma Paolo, io ti dico, ti ho fatto questa domanda perché sono usciti di nuovo alcuni dati, proprio sempre si riferiscono, lo ripetiamo, i primissimi instant poll che danno Morra, appunto l'ex senatore del Movimento 5 Stelle, l'ex presidente della commissione antimafia, sostenuto da Uniti per la Costituzione, dell'ex
senatore 5 Stelle, attuale consigliere comunale di Genova, Mattia Crucioli, tra lo 0 e lo 2 e il 2%. Ora, se Bucci dovesse vincere, almeno secondo i primi instant poll dell'1%, capisci bene che sommati anche i voti di Italia Viva, quel famoso campo largo oramai direi che almeno in Liguria non ha funzionato proprio per niente. No, ma comunque, momento, Crucioli non ha mai fatto parte del campo largo, semmai quell'1-2% sono quelli che permettono Italia Viva. Sì, Italia Viva ok, ma quell'1-2% eventualmente di Morra è quello che avrebbe in più Bucci. Cioè, voglio dire, sono voti che sono stati sottratti al Movimento 5 Stelle, perché chiaramente chi non è a grillino, allora chi era a grillino o ha votato o il vecchio grillino o non è andato a votare, seguendo in sostanza quello che più o meno ha detto Grillo, oppure se è andato a votare ha votato Morra. Questo mi sembra abbastanza evidente, cioè non è che ci sia poco da... Oppure potrebbe anche aver fatto il voto disgiunto, perché i grillini, non mica che tutti siano cretini i grillini, cioè, ci sono anche quei grillini che hanno detto io voglio votare contro, e hanno votato contro Orlando, perché allora un grillino non potrà mai votare Orlando, questo è fuori discussione. Un grillino, quello del 2013, proprio è una questione costituzionale, non è possibile. Allora l'unica cosa avrà votato contro, cioè ha votato Bucci, e poi ha votato Uniti per la Costituzione facendo il voto disgiunto. C'è anche questa possibilità qui, i grillini avevano anche, volendo, allora non andare a votare Crucioli, dire ma Crucioli tanto non ce la fa, voglio che non ce la faccia, è importante che non ce la faccia, come si dice, Orlando, e tu voti Bucci e poi votavi la lista che ti faceva piacere, diversa. Insomma, possibilità l'elettore ce ne aveva diverse, bisognerà vedere. Io sono dell'idea, sono moderatamente ottimista, penso che Bucci, insomma, anzitutto ha fatto una buona campagna. Ora mi dirai ma chi se ne frega? No, ha fatto una buona campagna elettorale, ha dimostrato di avere le palle, e su qualsiasi domanda che gli facevano lo intervenivano, è andato anche fuori il suo contesto, perché cosa vuoi, non è che lui si può interessare di figli che nascono o che muoiono, però anche al di là del campo dei suoi interessi, boom, l'ha sparate lì tutte. Ora c'ha tutte le carte in regola per farcela in una situazione che giocava tutto a sfavore del centrodestra. Ripeto, in più c'è questo aspetto particolare che, guarda caso, il giorno prima delle elezioni, interviene con una bomba micidiale che siamo stati noi il primo a dare, perché guarda che è vero, tu mi hai ripreso, guarda che poi ne hanno parlato tutti i giornali, va bene, ma chi è che l'ha tirata fuori la notizia? Cioè i primi che hanno tirato fuori quella notizia, chi sono stati? Siamo stati io, Liguria Notizie, perché non filtrava ancora la notizia di Grillo. Se voi andate a vedere le prime notizie e informazioni su quello che stava succedendo, siamo stati, io ho avuto, diciamola tutta, io ho avuto non è che io sto dietro al Movimento 5 Stelle, ormai non me ne frega più un cazzo, ma sì, però mi hanno chiamato e mi hanno detto ma hai sentito? E dico no, non ho sentito, allora vai a sentire. E allora mi sono fatto subito l'idea. Poi i giornali mi ci hanno richiamato sopra, tutto quello che vuoi, è vero. Però Grillo ha aspettato proprio il momento giusto per dare la sua stangata. Allora. Ecco, scusa Paolo, ti volevo chiedere un'ultima cosa, sì. Scusami Giulio. Prego Fabrizio. C'è anche, almeno io ho sentito molte persone qua a Genova e in generale anche nel resto della Liguria un po' che hanno reagito a questo caso giudiziario di Toti, cioè sostanzialmente, per fare una sintesi, il governatore della Liguria lo decidiamo noi liguri
lo decide il popolo ligure, non lo decide la magistratura né la sinistra, poi molti chiaramente aggiungevano. Ecco, questa reazione, diciamo, a questa, tra virgolette, intromissione dei PM nella politica ligure, ecco, secondo te, se vincerà Bucci, ovviamente, anche se un lieve vantaggio, ha contato oppure no? Oppure ha contato più quello che hanno detto durante diciamo, il caso Totti, che i media, diciamo, moltissimi schierati a sinistra? Allora, per quello che io ho sentito, gli umori della città, eccetera, ma che poi significa, non so, il Besagnino, il postino, il pescivendolo e il macellaio, cioè quello che tu hai detto vale finché lui è caduto in piedi e ha dato le dimissioni, ok, ma quando lui ha patteggiato la gente ha detto no, quello non lo doveva fare. Sì, ho capito, ma significava stare 5, 10, 15 anni sotto la tortura cinese e via discorrendo. Insomma, Salvini non ha mica patteggiato, scusate, ma benissimo, cioè, si trattava non di dinè, si trattava dei cosi, dei confini, invece lui ha patteggiato non una volta, ha patteggiato 2, patteggerà 50 volte se c'è il caso di patteggiare. Ripeto, c'è chi giuridicamente dice che patteggiare vuol dire essere dei santi, e per il cittadino normale no, per il cittadino normale se tu patteggi non sei un santo, ecco. E quindi da quel momento lì quell'argomento forte si è molto indebolito. Quello che ha tirato è da una parte un Bucci che si è speso con tutte le sue energie, in tutti i modi, senza commettere un errore, a mio avviso, per quello che posso giudicare, e dall'altra parte, come hai detto tu, un Orlando che non ha bucato e basta, che si è preso i voti che se c'ero io lì me li davano anche a me, ecco. Cioè, non cambiava niente, perché il PD c'ha quello zoccolo duro che chiunque ci vada loro lo votano, non è che ci sia un problema di discussione chi hanno messo o non messo, ecco. Quindi direi che quell'argomento di Totti all'inizio è stato molto forte, decidiamo noi che è il presidente della regione, poi quando ha patteggiato è stato, insomma, molto ridimensionato, ecco. E secondo me se dovesse vincere Bucci vince primo per il suo grande impegno, secondo, diciamola pure tutta, perché Grillo gli ha dato una mano, insomma, c'è poco da dire, insomma, nessuno si aspettava un'uscita così il giorno prima delle elezioni, dai. E secondo te, professore, comunque questa uscita di Grillo sposta voti in sostanza, no? Per essere concreti, ne sposta parecchi? Bravo, questo non ti so rispondere. Cioè lo vedremo. Sì, non è così facile da capire, insomma. No, non è facile da capire. Lo vedremo esattamente domani. Se il Movimento 5 Stelle c'ha il 7-8%, come ha detto Pagnoncelli, vuol dire che Grillo non conta assolutamente più niente. Se il Movimento 5 Stelle va sul 6 o addirittura sotto il 6%, allora vuol dire due cose. Primo, che Pagnoncelli è una testa di cazzo, cioè, tra virgolette, mettiamola così, cioè voglio dire che i sondaggi sono fatti appositamente per cercare di influenzare il voto, no? Ritiro quell'espressione vocale che non va bene, la ritiro immediatamente, però che i sondaggi sono falsati per questo modo, e se no ha ragione perfettamente io, e in questo caso lo dico io, sono io la testa di gatto, lo posso dire di me stesso, perché quel sondaggio lì non mi corrispondeva alla verità, e devo dire la sincera verità che io sono convinto che dopo, io mi aspettavo il discorso di Grillo, ma non lo faceva, ma io me l'aspettavo, e neanche Mora se l'aspettava, no? E neanche Crucioli se l'aspettavano, però ho detto guarda che prima di sabato, prima di domenica lui parla, e lui ha parlato, e se il movimento va al 6%, vuol dire che insomma Grillo conta ancora qualcosa,
e non so che cosa succederà. Di sicuro non so, da non ligure, ma lo chiedo a te, professore, mi sembra che ci siano più punti di contatto fra Bucci e Grillo che non fra Grillo e Orlando. Sì, no, non c'è niente. Bucci e Grillo non lo so. Tra Bucci e però, per esempio, i grillini, quelli che ci sono lì di Uniti per la Costituzione, sì, perché tra l'altro notate bene, quando Moro ha fatto quella cavolata, insomma, che poi però il foglio gliel'ha messa in bocca e via discorrendo, quando ha fatto quella cavolata sulla salute di Bucci alla sera è intervenuto in una maniera mirabile, che gli ho fatto i complimenti, guarda, gli ho mandato un messaggino e lui mi ha anche risposto, e dicendo: guardate, è inutile che mi volete far mettere contro Moro e Crucioli. Il mio nemico, ha detto, il mio avversario è Orlando. Mi ha fatto capire benissimo che non gli fregava niente di quella battuta che Morra ingenuamente, oppure ingenuamente non si può neanche dire perché l'aveva già fatto una volta, ma insomma è caduto nello stesso errore fatto in precedenza. Quindi Bucci ha capito benissimo. Ecco. Comunque, ripeto, il gioco è aperto, io sono un po' irritato con quei sondaggi che aveva fatto Pagnoncelli, ripeto, mi scuso per l'espressione inadeguata che ho adoperato, voglio ripetere questa cosa, ma c'ero rimasto molto male perché ma come fa a dire che il Movimento 5 Stelle non perde niente? Può essere che io mi sbaglio, ma dopo il discorso di Grillo io sono convinto che il Movimento 5 Stelle rispetta l'8% e sto parlando del risultato delle regionali, perché io non faccio un rapporto ora con politiche, con europee, faccio un rapporto con le regionali precedenti del 20, no? Che mi sembra un ragionamento corretto. E se il movimento va sotto il 6% vuol dire questo, che Orlando perde per colpa del Movimento 5 Stelle. Senti Paolo, abbiamo parlato, una domanda però sulla Lega, perché siamo su Radio Libertà, abbiamo parlato tanto dei 5 Stelle, di Grillo, eccetera. Ecco, la Liguria è sempre stata storicamente in linea con i risultati che ha ottenuto la Lega a livello nazionale. Quindi questo voto non è soltanto una cartina di tornasole per il governo Meloni. Peraltro ricordo che è stata Giorgia Meloni a chiedere direttamente a Marco Bucci di candidarsi, anche se poi è stato scelto dal nostro Edoardo Rixi. E ti volevo chiedere, discorso Lega-Forza Italia, cioè la Lega secondo te a queste regionali rimarrà sopra Forza Italia, sarà quindi sempre la seconda forza di governo, oppure la vedi in maniera differente? Ma guarda, questa Fabrizio è di nuovo una bella domanda. Hai ragione tu, se uno va a fare i confronti vede che in Liguria sostanzialmente il voto della Lega corrisponde a livello nazionale, il voto della Lega il voto della Lega corrisponde a quello nazionale. Ora, se dovesse andare sotto, non è un buon segnale per l'uomo forte della Lega in Liguria, per Rixi. Questo bisogna pur dirlo. Cioè, questa è una partita, io l'ho detto, l'abbiamo anche scritto insieme, che non è una partita semplicemente regionale, è una partita nazionale, perché come influisce sul Movimento 5 Stelle, influisce anche ovviamente sulla Lega. Se la Lega dovesse andare addirittura sotto i risultati che normalmente prende sulla base del livello nazionale, anche questo dovrebbe, tenendo presente un impegno che Salvini ha messo in queste elezioni, spropositato a mio avviso, allora vi faccio sorridere sia Fabrizio Graffione che il professor Paolo Becchi, perché ho sott'occhio i primi dati del sito Eligendo, quello del Ministero dell'Interno, no? Sono i dati reali, per cui io vi leggo le percentuali, poi vi leggo i numeri totali e tirate le somme voi.
Allora, Bucci è in testa in questo momento per numero di sezioni scrutinate, per voti reali, con il 62,3%, Orlando al 33,7%. Per quanto riguarda i partiti, la Lega all'interno della coalizione Bucci è il primo partito con il 16,6%, Fratelli d'Italia al 13,8%, la lista Bucci Presidente 11,11%, così come Alternativa Popolare di Bandecchi, eccetera, a scendere gli altri. Forza Italia al 3,4%. Per quanto concerne il PD e Andrea Orlando il campo largo, PD di 12,5%. Dopodiché abbiamo la lista di Orlando Presidente e l'altra sua, diciamo Liguria a testa alta, 6,25, 5,5%. E il Movimento 5 Stelle al 3,4%. Allora, adesso per farvi sorridere, in realtà siamo a 154 voti espressi su 1.350.000 elettori. Qui, diciamo 700.000 perché ha votato meno della metà, quindi ecco, Sì, per il momento sono 154 voti, quindi il campione è nullo, però giusto per farci due risate io vi ho dato i numeri. Ma ti ringrazio. No, per non sfigurare rispetto ai sondaggisti che citavi prima, insomma. No. Per essere parimenti serio. Bravo. Ma vedremo, insomma, io mi auguro a una cosa, diciamola tutta, al di là adesso, tanto questa è una radio anche, non è di genovese, no? Sì, di Genova, vabbè, ma voi siete di Milano, dove siete a Milano? Sì, Milano. Allora, questo è un voto nazionale anche per la semplice ragione che Salvini che è riuscito a, come posso dire, a salvarsi, tra virgolette, forse non è l'espressione giusta, ma insomma ci capiamo adesso per noi, con le elezioni europee, perché poteva essere messo in discussione la sua leadership nel partito e invece è riuscito tutto sommato a uscirne fuori. Adesso lavorando seriamente, perché io credo che non si possa dire che Salvini non faccia il suo lavoro, cioè uno dice Marina i treni sono in ritardo, ma non è mica colpa di Salvini se i treni sono in ritardo per lo sciopero, insomma voglio dire sono cose assurde. Lui come ministero delle infrastrutture sta lavorando bene, si potrà discutere sul problema del ponte, ma quello lì di Messina, ma adesso io non voglio fare in questo discorso. Ora quello che io voglio dire è questo: Salvini c'ha un problema. È vero che ha cacciato via, mi pare, un po' di persone, o altre se ne sono andate, eccetera, ma lui deve recuperare il nord e quindi dovrà cercare di fare prima o poi, cioè è il momento giusto. Allora, il congresso nazionale, lui non lo faceva perché poteva trovarsi in difficoltà e bla bla bla, ok. Passata tutta sta buriana qua, e sperando che abbia dei risultati insomma soddisfacenti, io credo che dovrà pensare ad un congresso, ora io non voglio dire di rifondazione, sono cazzati, eccetera, ma a un congresso, come posso dire, dove va la Lega? Perché io non l'ho mica capito. Allora adesso vi faccio un po' meno ridere, professore Fabrizio, perché sono arrivati 2.000 voti e in larghissima parte sono voti della provincia di Genova, perché su Savona abbiamo ancora 0 al Ministero dell'Interno. Su Imperia abbiamo pochissimo, 20 voti, quindi non vale neanche la pena parlarne. I 2.000 voti arrivati sono quasi tutti di Genova. Su Spezia abbiamo anche lì pochissimo, 40-60 voti in tutto. Quindi diciamo larga parte dei 2.000 voti di cui sta dando conto adesso il sito del Ministero dell'Interno ci fotografano una situazione esattamente opposta a quella che vi ho citato prima, ovvero Orlando sarebbe in testa col 51,8%, Marco Bucci al 44,8%. Questi sono dati omogenei perché vengono dalla provincia, omogenei fino a un certo punto, comunque è provincia di Genova, 2.000 voti. 2003... Però dovresti, allora... non si Anzi, capisce, 2.000 voti per uno, sono 4.480 i voti finora scrutinati. È Genova Centro... No, non te lo so dire, professore, è Genova perché il sito ci comprende tutta la provincia di Genova. Quindi diciamo appunto, perché Genova, capisci, c'è esatto. Bisagno, Non vuol dire niente, no, infatti sto dando un dato, secondo me non vuol dire niente. No, è un dato molto grossolano, però è quello che ci dà il Ministero dell'Interno in questo esatto momento, diciamo, non è un instant poll. Allora,
E in questo senso, per andare alle liste, così poi ti lascio subito la parola, professore, allora, le liste vedono il Partito Democratico al 29% di questo esiguo campione, i 5 Stelle al 5,8%, le liste di Orlando 7+6, quindi diciamo 13,5% circa. Sì. Sul centrodestra Giorgia Meloni per Bucci presidente, cioè Fratelli d'Italia al 12,7%, la lista di Bucci presidente 9,89, l'altra lista di Bucci Orgoglio Liguria 7,8, Lega Liguria 6,4, Forza Italia 5,4. Questa è la fotografia attuale. Morra 0,9%. Ma ti ripeto, sono 2000 voti dell'intera provincia della Liguria, non so neanche se la città, come dicevi tu, o altrove. Sì, appunto, bisogna, sai, è difficile fare delle valutazioni su questi dati. No, Credo certo. che la cosa importante adesso è aspettare e vedere e fare una allora io penso che intorno alle 6 più o meno i risultati sui due candidati ci saranno. Per fare un'analisi sui partiti bisognerà sicuramente aspettare domani, per fare un'analisi delle liste bisognerà aspettare. Dammi una curiosità. Sì. Allora, tu mi hai detto Uniti per la Costituzione 09. Sì. E Democrazia Sovrana e Proletaria, non so, quelle Toscano, via, come si chiama? Quanto ha Toscano? Toscano al momento sarebbe allo 0,6. Sì, però ti ripeto, sono 4.400 voti in larga parte. Ma non vuol dire, ma l'errore lì è stato, se presentavano una lista in comune, Uniti per la Costituzione e questi altri, Rizzo come si chiamano, adesso io non lo so, secondo me facevano un bel gruppetto, che poteva essere interessante, perché io sono dell'idea che chiunque vinca, no? Vabbè, perché io parteggio in questa situazione abbastanza chiara, ma chiunque vinca, a me piacerebbe averci dentro uno stimolo un po', sai, di quelli di rompimento di palle, no? Ma non c'è più, la politica non c'è più quella roba lì, quel pepe lì, professore. Vabbè, però un momento, se entrava dentro, se dovesse entrare dentro un Morra oppure un Toscano così, questi veramente la fanno quella cosa lì, cioè un minimo di attività di questo genere. È per quello che secondo me, spero con tutta sincerità che almeno uno dei due ce la faccia, però hanno sbagliato, perché se si mettevano insieme secondo me insomma riuscivano a captare un po' di senso, ecco. Allora professore, l'ultima cosa che volevo chiederti, poi lascio la parola a Fabrizio per chiudere, ma non ti pare un po' paradossale che nell'epoca in cui si parla di autonomia regionale, no? In Parlamento avanza il disegno di legge per attuare il cosiddetto federalismo all'italiana, le autonomie delle regioni, sempre meno gente va a votare per le regioni? Bravo, questa è una bellissima domanda a cui io ne aggiungerei un'altra. Ma ti pare che il modo in cui è stata organizzata questa riforma per l'autonomia differenziata sia veramente soddisfacente? Consenta veramente alle regioni di raggiungere quel federalismo fiscale, oppure è tanto fumo negli occhi? Guarda, io personalmente propendo per la seconda opzione che hai detto, però insomma è una mia personalissima opinione. Vedi, questa è anche un po' la mia personalissima opinione. Allora la gente comincia a dire sì, parlano tanto di federalismo, poi però comunque non cambia niente, e allora a quel punto basta, non vado neanche a votare federalismo, non vado, allora diciamocela così. Bossi avrà sbagliato poi tutto con la famiglia, con i figli, non lo so, però un'idea c'era, magari esasperata, la critica al centralismo e al federalismo. Poi c'è stato il sovranismo, che adesso come c'è il generale Vannacci, non mi basta, scusate, io non ce l'ho col generale. No, non è sufficiente, dici, non basta. No, non mi basta, non mi basta. Non ti basta, diciamo, ecco, noi diciamo la precisione, non è che non basta in generale, il generale non è che non basta in generale, non ti basta a te, professore. Non mi basta a me, capisci? Dopo Miglio, il generale no, ecco, questo qui non lo posso, non mi entra nella testa, ecco, cosa vuoi che ti dica, ecco.
Allora, intanto siamo a 6.000 Siamo voti, verità. siamo a 6.300 voti. Prima di salutarci do l'ultimo resoconto, siamo a 6.000 e qualcosa voti, gran parte anche questi qui sono provenienti da Genova. Ecco, se vuoi il focus su Genova città, adesso te lo posso dare perché sto allargando la mappa del Ministero. Allora, su Genova città abbiamo relativamente poco, però sono 2.969 voti a questo momento per Orlando e 2.360 per Bucci. In percentuale Orlando 53,8, Bucci 42,8. Questo su Genova città, lasciando perdere tutti gli altri comuni di contorno. Genova città ci dice in questo momento questo, e sono praticamente 4.000, anzi un po' di più, 5.500 voti in tutto. Vedono Orlando al 53,8, ripeto, e Bucci al 42,8. Per quanto concerne i partiti, questo è un campione molto esiguo: 5 Stelle al 6, Partito Democratico al 30,9, Fratelli d'Italia 12,9. Le liste dei candidati presidenti vanno abbastanza bene, perché sia Orlando che Bucci diciamo hanno un discreto successo con le loro liste personali. Lista Orlando 7 più 1 e 2, insomma più 2, circa 9. Le due liste di Bucci presidente invece prendono un bel 17% abbondante, e la Lega è al 6,2, Forza Italia al 3,3. Però questo è un campione, ripeto, molto esiguo, e su Genova città. Vabbè. Va bene, staremo a vedere. Insomma, io intanto, Fabrizio, ti lascio la parola per concludere e poi ci risentiamo però con te più tardi. Sì, guarda, io ti dico, per essere ancora più chiari di come sei stato te, Giulio, sei stato molto chiaro, chiarissimo direi. Le sezioni scrutinate sono al momento 31 su 1785. Dal momento su Eligendo, Orlando è al 50,58%, Bucci al 45,94%. Sì. Allora, io direi, se sei d'accordo Giulio, magari di sentire qualche nostro ospite che si è candidato, magari se sentiamo il presidente della giunta regionale uscente, facente funzioni, il nostro Alessandro Piana, Imperia, intanto così svegliamo un po' anche il giallo Imperia, come non è che c'è stato questo caso della Prudenza. Oppure c'è anche il sindaco Flavio Di Muro, il sindaco di Ventimiglia, che è venuto proprio qua a Genova e al momento si trova al point elettorale di Marco Bucci, se sei d'accordo. Benissimo. Allora, giusto il tempo di mandare un brano musicale, Bruno Lauzi o Frigideiro, se non ti dispiace, Fabrizio. O Frigideiro, ma io aspetto sempre Fabrizio De André. Dulcis in fundo. Intanto, professore, va bene o Frigideiro? Sì, va benissimo. Per salutarci. Complimenti. Ciao. Grazie al professor Paolo Becchi, grazie mille, ci risentiamo, professore. Ciao. Piccola pausa, poi ritorniamo in diretta, in coppia stavolta, in coppia da studio. Ma quando è lei che te la catti frigideiro, questo aspetti quest'inverno su che vedeste? Ti metti in fresco un po' di birra per gli amici quando vengono a trovare stanchi morti e sue, e non ti pensi a roba che te da parte vi tiro e vi facevi me. Sapeva mai ti vuoi cacciare la via quando torna da campagna ti modici un po'. Ma cos'è lei che ti che conta te mogge? Ma quando è lei che te la catti frigideiro, te foggia su per granite e te levate a sé? Perché ti insista te in fresco un tuo progetto e buttiggia con una mente le quadre visci, che ne de tutti i pregi, ne via vegi, sono grandi e grossi e piccini e venna fino a ci banchetta Santa Gama. Ma quando è lei che te la catti frigideiro, mi ci fito che sta senza una cattiva un pa'. Ma quando è lei che te la catti frigideiro, ma quando è lei che te la catti frigideiro, ma quando è lei che te la catti frigideiro. Ma non ti pensi a roba che te da parto vi tiro e dei fagioli me. Sapeva mai ti dovevi cacciare la via quando torna da campagna ti modici un po'. Ma cos'è lei che ti che conti a te mogge? Ma quando è lei che te la catti frigideiro, te foggia su per granito e te levate a sé?
perché ti insiste a in fresco tutto progetto e butti già che mente le guade visci, che ne de tutti pregi, ne vie vegi sono grandi e grossi e piccini, e vengono fino a tu parfenci, banchetta Santa Gamma, quando è lei che te la catti il frigideiro, mi ci invito che sta senza una cattiva pa, ma quando è lei che te la catti il frigideiro, ma quando è lei che te la catti il frigideiro, ma quando è lei che te la catti il frigideiro, ma quando è lei che te la catti il frigideiro, ma quando è lei che te la catti il frigideiro, ma quando... Online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Scusate, eccoci, siamo tornati in diretta perché ci sono delle prime proiezioni, diciamo, sia sul Corriere che su Repubblica, per semplificare, che sono interessanti perché allargherebbero, diciamo, il condizionale ovviamente da strasottolineare, allargherebbero un minimo il fossato tra Bucci e Orlando, nel senso che il Corriere al momento, parliamo di proiezioni, ribadisco, al momento il Corriere dà Bucci avanti di 1,5 punti, mentre Repubblica, basandosi su proiezioni Opinio Rai, lo dà avanti addirittura di 3 punti, e questo sarebbe, se fosse avanti di 3 punti, sarebbe un primo dato politicamente saliente, perché insomma la corsa potrebbe già prendere una direzione precisa. Questa cosa ovviamente riguarda delle proiezioni. I dati del Ministero sono molto indietro, sono molto all'inizio, al momento non restituiscono lo stesso quadro, però queste proiezioni mi sembrano interessanti, anche perché sono sui 2 siti dei 2 giornaloni. Tutte e 2 dicono che la realtà, insomma, potrebbe aver pesato di più del teorema giudiziario. Questa è la mia semplificazione brutale, se fossero questi i dati, e soprattutto che se fossero questi i dati ci sarebbe stato un oggettivo valore aggiunto del candidato Bucci, perché, come dire, pronti via senza che fosse chiara la scelta del centrodestra, pareva una corsa quasi condannata alla sconfitta, appunto per il suddetto teorema giudiziario. Quindi insomma queste proiezioni ci dicono che la realtà potrebbe fare irruzione, però come dire, siamo assolutamente a uno stadio preliminare. Anche perché i dati di Genova sono da seguire attentamente, infatti il nostro Giulio Cainarca lo stava facendo. 53 sezioni in tutto su 1000, quant'erano? Sì, a livello di regione, 54 sezioni in questo momento su 1785. A livello complessivo, in questo momento i dati del Ministero dell'Interno, ma sono 54 su 1700, vuol dire veramente molto poco. Molto poco, è un campione poco significativo, per quanto provenga largamente dalla provincia di Genova. E comunque vedono Orlando al 51,08% e Bucci al 45,42%, cioè in numeri sono finora 5.938 i voti per Orlando, 5.281 quelli per Bucci, su 700 e passamila votanti, quelli che hanno votato, no? Su neanche 700.000 a dire il vero, 1.350.000 erano 340.000 era il totale degli aventi diritto, ha votato meno della metà, quindi diciamo 630.000, 640.000 votanti. Sono pochissimi quindi i numeri veri in questo momento, per cui diventa molto difficile. Su Genova, che è il campione finora più rappresentato, perché gran parte di questi voti vengono da Genova città, per esempio. Genova città è la città dove ha governato Bucci. Per il momento, diciamo, gli va male. Secondo i dati secondo questi dati, secondo i dati del Ministero dell'Interno, Orlando è al 54,6 in questo momento con 5.160 voti e Bucci ne ha 3.900 al 42. Però, ripeto,
È un esercizio veramente sterile, secondo me, stare a guardare questi numeri. Condivido. Stiamo solo dando conto cronachisticamente di quello che il Ministero ci sta dicendo. Però insomma, 34, su Genova, comune di Genova, abbiamo 34 sezioni scrutinate su 653. Quindi se non vado errato sono il 5%, grosso modo, più o meno, meno del 5%, meno. insomma, quindi alla fine è poca roba. Però la fotografia reale è questa. Poi siccome io non so in base a che cosa facciano le proiezioni i vari siti, no? Quindi siamo meccanismi più complicati, pondereranno probabilmente i vari voti. Però ponderare il nulla mi sembra un esercizio un po' difficile, perché ci sono province dove siamo ancora a livelli di voti molto molto bassi. Quindi pochissima roba. Per esempio sulla provincia di Savona abbiamo 130 voti, cioè una cosa ridicola, 4 sezioni su 308. E per quanto concerne Imperia, che è il caso politico, no? Prima ci diceva un pochino anche il professor Becchi, bisognerà capire bene il voto di Imperia, perché Imperia ha avuto una percentuale di voti bassissima, adesso abbiamo anche pochissimi risultati finali, però insomma bisogna, tra l'altro qui per i pochi risultati che abbiamo invece Bucci è in stravantaggio sull'imperiese, proprio il doppio, 64% contro il 31% di Orlando, però anche qui stiamo parlando di 8 sezioni su 255, quindi siamo molto molto indietro. Io presumo che poi ti lascerò ampio spazio dalle 6 in avanti per andare sui numeri veri, perché per il momento stiamo facendo un po' accademia e per fortuna ascoltando anche un po' di buona musica. Stiamo facendo ottima musica, che non è poco di questi tempi, quindi da questo c'è una medaglia che ci autoappuntiamo, no, ma e poi per il resto stiamo facendo sicuramente un esercizio retorico, le sezioni effettive sono pochissime, qui il dato di Imperia sembrerebbe clamoroso a favore di Bucci. Già, allora c'è una domanda, ma vale a livello di domanda, ovviamente risposte a quest'ora è velleitario. Una domanda potrebbe essere quanto i partiti, cioè i partiti del centrodestra che sostengono Bucci l'abbiano trainato nella Liguria profonda, diciamo fuori dai centri urbani. Se la risposta fosse parecchio, allora si potrebbe spiegare l'apparente discrasia tra i primissimi voti e le proiezioni di Corriere Repubblica, ma veramente siamo alla retorica, quindi rimarrei sicuramente sull'ottima musica, sulla nostra scaletta di ospiti. Però Giovanni, dovremmo avere anche un collegamento con Fabrizio Graffione e anche con un altro ospite. Fabrizio, ce lo introduci tu e grazie intanto, come stai facendo uno straordinario lavoro lì, il nostro corrispondente da Genova. Fabrizio. Grazie a voi, e volevo soltanto far notare questo ai nostri radioascoltatori che oltre a Corriere della Sera e Repubblica c'è il Secolo XIX, che è il quotidiano nostro locale di Genova della Liguria, che ha pubblicato proprio poco fa, una ventina di minuti fa, le proiezioni, le ultime proiezioni. I dati comunque danno in vantaggio Marco Bucci del centrodestra al 49,8% e dietro ad Andrea Orlando, candidato del centro-sinistra, con il 46,5%. Morra, che è appunto l'ex grillino, lo danno allo 0,9%. Per quanto riguarda invece la pagina locale del quotidiano La Repubblica, la pagina di Genova della Liguria, siamo fermi agli instant poll che avevamo già dato qui su Radio Libertà. L'opinione Rai che dà Bucci in una forbice tra il 47 e il 51% e Orlando in una forbice tra il 45,5 e il 49,5%. Fabrizio, cosa ti dicono, visto che tu hai grande esperienza concreta, pratica, i dati del Ministero dell'Interno che abbiamo visto prima? Pochissimi dati, perché sono pochissime sezioni sul totale e largamente più su Genova che su tutto il resto della Liguria. Cosa ti dicono in questo momento? Diciamo qualcosa o nulla, per essere chiari? Al momento, ore 16:38, siamo su 70 sezioni scrutinate su 1785, Andrea Orlando al 51,8%, Marco Bucci al 44,6%, per fare sempre questa diretta. Nicola Mora siamo allo 0,97%, ma io direi che al momento mi dicono poco e niente. Il dato su Genova sul quale, diciamo, insistevi tu,
su domanda del professor Paolo Becchi, è relativo, nel senso che comunque qua a Genova, tra virgolette, le truppe camellate del PD vanno a votare e vanno a votare chiunque proponga il partito. Inoltre sono un po' pochine come numero ancora per trarre delle conclusioni, però io ho qua in sede, sono qua nella sede della Lega Liguria di Amacaggio a Genova, ho qua un candidato regionale uscente, tra l'altro interessante perché lui è del Levante genovese, esattamente di Sori, è nostro assessore nel comune di Sori, nel Golfo Paradiso, tra Genova e Recco, ed è la prima volta che si candida. Sto parlando con Luca Pittore, che saluto, e volevo chiedere appunto in diretta un po' come è andata questa campagna elettorale, il sentiment che hai sentito un po' qua a Genova e sul Levante genovese, qual è? Grazie Fabrizio, saluto anche tutti ovviamente gli ascoltatori. Allora, è stata una campagna decisamente corta ma intensissima. Adesso stanno uscendo le prime proiezioni, vanno prese assolutamente con assoluta prudenza, quindi stiamo cauti, attendiamo risultati un pochettino più concreti, soprattutto su seggi più scrutinati. La campagna è stata, come dicevo, intensa sotto certi aspetti. Noi che siamo già amministratori in ambito locale, molti di noi sono in comune a Genova, altri su qualche comune della Riviera come me a Sori, abbiamo continuato a lavorare sul territorio, quindi siamo organizzati cercando di fare il nostro lavoro, ovviamente gestendo le amministrazioni che serviamo e facendo anche campagna elettorale. Abbiamo proposto tante cose, dall'altra parte forse abbiamo ricevuto solo critiche e soprattutto non abbiamo capito cosa avessero, tra virgolette, intenzione nei loro programmi. Comunque adesso bisogna guardare avanti, attendiamo qualche ora per essere un attimino più tranquilli, abbiamo dentro di noi le coscienze a posto, quindi abbiamo fatto di tutto per le persone, per i cittadini, per poter trasmettere quello che vogliamo fare. Ecco, Pittore, testa a testa come titola l'ANSA in questo momento, ci sta il titolo? Assolutamente testa a testa, quindi veramente io credo che allo scrutinio finale si vincerà, o sicuramente si vincerà per una manciata di voti, quindi dobbiamo stare un attimino tranquilli e vediamo cosa succede. Grazie allora, grazie. Ecco. Fabrizio, prego. Sì, no, volevo ringraziare Luca Pittore proprio qua volante, l'ho fermato un attimo per fargli chiedere domande e capire un po' che da lui che è stato sul territorio in questo ultimo mese, allora battuto mercato da mercato, negozio a negozio, strada per strada, piazza per piazza. Fabrizio, scusami, scusami Fabrizio, sono Giovanni Sallusti, ti ringrazio anch'io molto per il lavoro che stai facendo per noi. Ciao Giovanni, grazie. Bene, dai, insomma, sospesi ma non male, dai. No, ti volevo solo chiedere una cosa veloce, diciamo nel quartier generale Lega, quartier generale centrodestra, negli umori che tu sondi in diretta, sono giudicate verosimili le proiezioni, quelle diciamo più ottimiste per il centrodestra, cioè quelle che darebbero un fossato addirittura di 3 punti, quelle di Repubblica e Secolo, per capirci, sono giudicate diciamo verosimili o c'è una prudenza totale, ecco? Ma guarda, qui c'è ancora un clima di attesa, ancora troppo presto. Difatti siamo veramente alle prime battute, come sottolineava giustamente Giulio, delle sezioni scrutinate anche per quanto riguarda gli exit poll. Tra l'altro siamo 82 su 1785 e anche c'è molta incertezza anche per quanto riguarda i risultati dei sondaggi degli exit poll. Diciamo che adesso il Secolo appunto titola 49,8% Marco Bucci centrodestra, 46,5% Andrea Orlando centro-sinistra. Diciamo siamo al 3%, però qui non si canta vittoria, ecco, assolutamente. C'è un clima di attesa, di prudenza e giustamente, come ha detto il nostro candidato consigliere regionale Luca Pittore poc'anzi, bisogna aspettare almeno stasera, io direi intorno alle 7, alle 8 come minimo, per avere un quadro un po' più chiaro della situazione. Quindi clima di attesa, non c'è assolutamente un clima euforico al momento, c'è molta calma, molta attenzione ai risultati e c'è però serenità, perché chiaramente
questi primi exit poll danno vincente il nostro Marco Bucci. Certo, ti faccio, scusami, un'altra domanda assolutamente con lo stesso spirito, cioè preliminare, di scenario, di chiacchierata, non certo come dato, tantomeno incontrovertibile, ma c'è, diciamo, un ragionevole ottimismo, la dico semplificando brutalmente, sui dati della Liguria profonda, cioè potrebbe essere che questa sensazione di minimo o un po' meno minimo vantaggio di exit poll, quindi assolutamente aerea e provvisoria, sia dovuta anche al fatto che nei piccoli centri, nei centri diffusi, appunto nella Liguria profonda, si potrebbe segnare una piccola differenza? È, diciamo, verosimile questa lettura? Ma io direi, guarda, non so risponderti, sono sincero, è una bella domanda, ma non so risponderti perché io devo vedere ancora i dati, che sono quelli che contano veramente. C'è da dire però che per quanto riguarda la Liguria profonda, in particolare il ponente savonese, non lo sapremo perché c'è stata l'alluvione. Sono ancora alluvionati in Val Bormida, nel Terra Savonese, ancora adesso c'è la gente che è a spalare fango e c'è questo giallo di Imperia, per quello che io volevo sentire, in questo notevole calo dell'affluenza Imperia, intorno all'11-12%, per questo che io volevo un po' sentire anche il nostro presidente facente funzioni uscente Alessandro Piana ed eventualmente il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, che ho appena salutato, è andato proprio adesso a parlare con Bucci al suo point in piazza Corvetto a Genova. Però Luca Pittore voleva risponderti in diretta, è vero? Ma sì, molto volentieri. Volevo fare un piccolo intervento. Io descrivo sempre Genova e la Liguria in generale un po' come il manto della macchia di leopardo, no? Quindi veramente stiamo scrutinando, avendo i risultati dei primi seggi, dei piccoli seggi, quindi è veramente una situazione variopinta dove non c'è una lettura chiara e uniforme, quindi come dicevo prima assolutamente bisogna conservare prudenza e con l'arrivo dei nuovi dati avremo più certezze, ecco. Con la massima serenità. Serenità assolutamente sempre. Certo. Senti Giovanni, riusciamo ad avere Alessandro Piana oppure Flavio Di Muro in collegamento con noi? Chiedo alla regia. Ci coordiniamo con la regia in diretta. Vediamo. Piana, sì, sono all'opera i nostri valenti tecnici per avere Piana, avremo un responso a breve. Nel frattempo posso dire, come dire, il classico riempitivo, ma è una cosa che è stata detta, che abbiamo detto anche in sede di analisi prevoto, quindi la dico, che non sono riusciti a renderla una non contesa, cioè tutta una certa cagnara, un certo circo mediatico giudiziario che aveva come obiettivo quello di rendere una non contesa, no? Cioè di trasformarla in un'incoronazione, in un grande ritorno della sinistra ligure. Questo comunque non è successo, cioè la contesa esiste. È un'ovvietà, ma nella testa di qualcuno non doveva essere un'ovvietà, quindi insomma è forse l'unico dato che possiamo mettere a referto a quest'ora, ecco. Pensato Giovanni, non è un'ovvietà quella che hai detto, anzi è proprio questo il punto. Infatti una delle nostre domande che abbiamo fatto io e Giulio al professor Becchi poco fa era proprio questo, cioè ha inciso questa azione giudiziaria e politica dei PM genovesi, la risposta ovviamente è stata sì, anche se poi il professor Becchi ha sottolineato giustamente, secondo me, un po' il patteggiamento di Toti, che è stata vista un po' dai genovesi, dai liguri, come una ritirata, sia pure comprensibile. Ecco, intanto siamo a 99 sezioni su 1785, il vantaggio di Andrea Orlando, sono pochissimi voti ovviamente, è calato, siamo intorno al 50,13%, esattamente, Marco Bucci al 46,20%, poi vabbè c'è sempre Mora che è intorno a 0,9, adesso 0,93, intorno all'1%, dai. Beh, insomma, il quadro più o meno precedente. Mentre stiamo continuando a cercare gli interlocutori di cui sopra, ti volevo chiedere sul posto, insomma, a tuo giudizio, qual è stato il tema più sentito dall'elettorato, diciamo, soprattutto di centrodestra, o che si è dimostrato interessato alla proposta Bucci? Qual era il tema più sentito?
Ma guarda, diciamo che è pesato molto ovviamente la vicenda giudiziaria di Toti. Anche tra l'altro il sindaco Marco Bucci non è stato indagato, però è stato sentito come persona informata sui fatti dalla Procura di Genova. Ma a parte questo, poi ci sono i temi concreti sul territorio, primi fra tutti la sanità. Insomma, certo. La sanità ligure ha tenuto banco moltissimo, non soltanto a Genova ma anche nelle altre province, chiusura, apertura degli ospedali, affidamenti privati e soprattutto il discorso delle liste di attesa che, devo dire, purtroppo qua in Liguria sono al momento un po' lunghette. Quindi per esempio Bucci ha promesso nel programma elettorale, tra le prime cose, di lavorare immediatamente per ridurre, se non eliminare, le liste d'attesa. Questo tanto per fare un esempio. Poi ovviamente ha inciso anche il fatto che Marco Bucci, insomma, è stato il commissario del nuovo ponte di Genova San Giorgio, dopo certo. Il tragico crollo del ponte Morandi, ricordo nel agosto 2018 con 43 vittime e quindi insomma questo ha contato molto, soprattutto il discorso della nuova diga di Genova, che è la più grande opera del PNRR, i cui lavori si sono inaugurati proprio con il nostro ministro del MIT Matteo Salvini e con il nostro vice ministro genovese del MIT Edoardo Rixi. E poi gli altri sono temi comunque dedicati sempre allo sviluppo della Liguria, cioè qua sostanzialmente si contrappone un sistema, quello della sinistra, dell'immobilismo, della decrescita felice, l'abbiamo anche visto con l'ex sindaco di Genova Marco Doria, che è stato poi sostituito da Marco Bucci. Insomma, era tutto bloccato, non si stava facendo niente, si è contrapposto l'uomo del fare, il non politico, il manager, chiamato appunto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su indicazione del nostro Edoardo Rixi. E questa contrapposizione si è sentita, diciamo. Scusami Fabrizio, ti interrompo, ma perché abbiamo trovato Alessandro Piana collegato telefonicamente con noi, e quindi visto che so, e anzi lo ringraziamo che ci sta dedicando quei pochi minuti liberi che è riuscito a trovare, procederei con la tua intervista che dal posto, no, tu hai molto più il polso dei dossier, quindi possiamo pure dare la parola al tuo dialogo con Piana. Grazie. Ciao Alessandro, ci sei? Ciao, buongiorno Fabrizio, buon pomeriggio a tutti. Ciao, siamo in diretta con Giulio e con Giovanni Sallusti, il nostro direttore, per questa diretta sulle elezioni in Liguria. Ecco, io innanzitutto ti chiedo come va, tutto bene adesso sull'estremo opponente ligure, allerta arancione finita, no? Allerta arancione finita, oggi c'era un po' di sole e devo dire che questo ha riportato un po' gli elettori alle urne. Devo dire che una provincia solitamente di centrodestra, un afflusso insolito quello di questa tornata elettorale per la nostra provincia, probabilmente dovuta anche alle condizioni meteo di ieri, che ha piovuto quasi tutto il giorno, e considerato che siamo una delle regioni più anziane d'Europa, probabilmente questo è influito. Ecco, però devo dirti Alessandro, c'è un netto calo rispetto al resto della Liguria. Su Imperia siamo intorno all'11-12% di affluenza in meno, mi sembra, se non erro. Ecco, secondo te che cosa è dovuto, a parte il discorso maltempo? Ma sicuramente anche una complice anche una disaffezione verso la politica. Devo dire che in alcuni casi la politica magari non riesce a trovare le risposte che deve alla cittadinanza, in altri magari anche qualche brutto esempio, e poi il martellamento giornalistico da una parte sola, che invece di drenare i voti da centrodestra a centrosinistra tiene la gente lontana dalle urne. Questo sostanzialmente è un'analisi che si può dare.
Sì, ecco, però devo dire che più o meno a Genova c'è stato un calo intorno al 5% e la Spezia siamo intorno al 7%, vabbè, Savona super alluvionata, siamo al 12% e Imperia anche però al 12%. Io non ho visto questa alluvione così forte a Imperia. Allora magari saranno aggiungo un ulteriore elemento di ragionamento. Allora magari qualche partito che non è stato efficiente come dovrebbe, e non certo la Lega, perché se vado a vedere i dati della Lega in provincia di Imperia, in questo momento siamo intorno al 16-17% in tutte le sezioni, in alcuni comuni addirittura al 70% la Lega da sola. Quindi voglio dire, è qualcheduno che non ha lavorato come doveva all'interno della compagine del centrodestra, perché se io e la Lega li abbiamo portati e oltretutto in maniera anche superiore rispetto agli anni precedenti, se vogliamo fare un'analisi, facciamo un'analisi centrodestra e centrosinistra tenendo fuori la Lega, che è l'unico partito cresciuto in maniera esponenziale in provincia di Imperia. Intanto ti faccio i complimenti perché la Lega in provincia di Imperia è salita, questi dati fanno veramente piacere, però come giustamente sottolineava Giulio prima, a Imperia centrodestra significa anche Scaiola. Sì, ma devo dire che Forza Italia anche è un partito che è cresciuto ultimamente e sicuramente Claudio Scaiola, il sindaco, ha dato il suo contributo, perché comunque ha molti amministratori a livello anche locale che si sono dati da fare, quindi non darei la colpa, darei un po' magari la colpa a qualche partito magari più di destra che probabilmente è calato un po' nelle aspettative. Ecco, senti, allora, il secolo XIX, come altri giornali nazionali come Corriere della Sera, Repubblica a livello nazionale, al momento hanno pubblicato le proiezioni di esattamente 10 minuti fa, 11 minuti fa, le proiezioni per le regionali sono Marco Bucci centrodestra al 49,5%, Andrea Orlando centrosinistra al 47%, Morra siamo allo 0,9%. Ecco, ti volevo chiedere un primo commento su queste proiezioni, tenendo presente che al momento abbiamo 141 sezioni scrutinate su 1785 e i voti per Orlando sono leggermente scesi rispetto ai primissimi risultati, 49,77 per Orlando, per Marco Bucci 46,52%, Nicola Mora 0,92%. Ecco, comunque questa proiezione ultima del secolo XIX da 49,5 Bucci e 47% Orlando. Cosa ne dici, Alessandro? Che sia quella e che rimanga quella. I primi dati dicevano che nelle sezioni di Genova probabilmente Orlando era un po' in vantaggio, probabilmente erano quelle roccaforti che hanno fatto registrare una grande affluenza, perché il popolo di sinistra sappiamo bene che è molto più organizzato per quanto riguarda poi, diciamo così, l'affluenza e anche in condizioni meteo particolari si recano alle urne. E devo dire che io ho una percezione un po' diversa essendo imperiese e vedendo un po' le situazioni qua siamo intorno al 60-65 Bucci, 35-40 Orlando. Queste sono le proiezioni. È chiaro che è una provincia piccola e non può influire in maniera determinante sull'esito finale, però nella nostra provincia sostanzialmente la divergenza è netta. È per quello che magari se si fosse lavorato maggiormente ad aumentare l'affluenza, probabilmente questo delta lo avremmo aumentato ulteriormente. Ecco, senti, chiaramente diciamo l'imperiese è sempre stato storicamente di centrodestra e grazie a te devo dire negli ultimi anni la Lega ha fatto dei notevoli passi in avanti, perché devo dire che ha lavorato bene e anche come presidente facente funzione della Regione Liguria dopo le dimissioni di Giovanni Toti. Volevo chiederti, tu che giri molto sul territorio, sulle piazze, strade, soprattutto anche nell'entroterra, no? Diceva prima Giovanni Sallusti un po' questo
questo nostro entroterra e ligure, nella tua zona perlomeno, come è stato il sentimento degli elettori in questi giorni di campagna elettorale? Ma ti ripeto, i dati parlano da sé, perché se siamo in percentuali un divario del 20% in quasi tutta la provincia è perché probabilmente le risposte sono state date. Finalmente anche a livello di governo centrale, questo grazie a Edoardo Rixi e Matteo Salvini, anche quei finanziamenti per le grandi opere che hanno sempre isolato il Ponente, perché noi qua siamo a Ponente e quindi siamo sempre stati isolati un po' da carenze di infrastrutture degne di questo nome, e quindi oggi probabilmente la percezione maggiore da parte degli elettori c'è per questa particolare attenzione e considerazione. E ti ringrazio tanto per i complimenti dovuti alla mia reggenza dei 6 mesi. Devo dire che abbiamo portato avanti quella grande opera di ascolto del territorio che ha sempre caratterizzato la Lega in primis e il centrodestra poi successivamente. Dall'ascolto del territorio nascono le considerazioni, anche le critiche che ti aiutano poi a trasformare in un'azione concreta quella che è poi il tuo programma politico. Ci sono tante cose da fare, non siamo perfetti, dobbiamo riconoscere che sulla sanità c'è molto da lavorare, soprattutto nell'entroterra, per portare quei servizi a una delle realtà, una delle regioni forse più anziane d'Europa, quindi dobbiamo garantire quella sanità e tutti quei servizi degni di questo nome, i trasporti, il medico di famiglia che in molti casi non vuole più diciamo così coprire certe realtà dell'entroterra. Ecco, sono tutti ragionamenti da sviluppare in una regione, ma soprattutto di concerto con il governo centrale. Va bene, ti ringraziamo Alessandro, ti auguriamo buona giornata, ci sentiremo poi eventualmente più tardi per commentare altri dati con te. Grazie Fabrizio, posso chiedere un'ultima cosa? Scusa, una domanda di Giulio. Ecco, sì, volevo chiedere intanto, grazie ad Alessandro Piana, sono Giulio Cainarca. Volevo chiederti, ci diamo del tu, diamoci del tu. Ecco, un'opinione sintetica su un dato che non so quanto possa essere rappresentativo, no? Che riguarda in particolare Genova, il voto su Genova, non solo la città ma nel suo complesso, la provincia, no? Che è quella per cui abbiamo più voti adesso. Sono 99 sezioni scrutinate su 964, quindi diciamo grosso modo un 10%, no? della provincia di Genova, dove Orlando sarebbe in testa col 52,4 contro il 43,8. Andando sulla città di Genova sono 12.900 erotti voti al momento attuale adesso per Orlando, 9.700 per Bucci, quindi 55 contro 41. Ripeto, io non so quanto rappresentativo possa essere questo dato, sono 81 sezioni, in questo caso su 653 della città di Genova. Un dato che dice qualcosa o che per il momento è inutile commentare, secondo te, Alessandro? È un dato che io spero che venga controvertito, perché se le cose stanno così il delta aumenta. Io credo che diamo per scontato che i genovesi hanno diciamo così tastato con mano quello che è il buon governo di Bucci, quello che Bucci ha rappresentato come sindaco del Fare in una città difficile e che non aveva tutti quei servizi che oggi ha. Abbiamo sempre detto in campagna elettorale, e lo continuerò a dire anche dopo la campagna elettorale, che i liguri possono avere tanti difetti, ma non quello di essere stupidi o smemorati. Quindi queste cose si ricordano. Magari io non so se questi dati sono legati a sezioni particolari, roccaforti di sinistra, o se è diciamo così sarà poi la linea definitiva della campagna elettorale, scusate, dello spoglio, sì, dello spoglio, quindi no, non lo so neanche io sto solo guardando i dati del Ministero dell'Interno, oltre diciamo così le proiezioni, oltre gli exit poll ovviamente, e le proiezioni in secondo luogo, quindi non so quanto rappresentativi possano essere, non è il mio mestiere, non saprei dire altro che leggere i dati in questo momento. In questo momento sono 95 sezioni su 653 sul comune di Genova, 55 contro 41 per Bucci e 55 Orlando. Siamo lì, insomma. 55 Orlando, 41 è un po' basso. È un po' basso anche perché insomma sono 100 sezioni su 653. No, ne mancano moltissime,
siamo praticamente 1 su 6, grosso modo. Però è un sesto delle sezioni. Un sesto delle sezioni scrutinate. Beh, insomma, ci riaggiorniamo. Intanto grazie ad Alessandro Piana. Allora, Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Fabrizio, grazie veramente monumentale a te perché ci stai tenendo in piedi un collegamento fantastico da Genova. No, grazie. No, senti, ma io direi a questo punto, Dimmi. anziché andare a esplorare di muro perché abbiamo un po' dipanato questo giallo del Carlo Crollo, l'affluenza in Pera con Alessandro Piana, presidente facente funzioni uscente di Regione Liguria, andrei proprio su Genova e chiamerei o Alessio Piana, chiederei alla regia di chiamare, di telefonare ad Alessio Piana, facendo. oppure alla Francesca Corso, perché Alessio Piana forse era un po' impegnato, mi diceva, mi ha dato un messaggino poco fa, o la Francesca Corso o Alessio Piana, così almeno sentiamo anche un po' direttamente da loro. Io da genovese comunque posso dirti che effettivamente siamo un sesto, 100 su 650 sezioni. Tu voti e vivi in città, Fabrizio? Voti e vivi in città? Sì, bisogna vedere quali sezioni esattamente sono, perché la città è divisa proprio ovviamente per circoscrizione, per quartiere, e ogni quartiere di circoscrizione ha un suo voto molto particolare. Per esempio in centro, dove vive anche il nostro sindaco Marco Bucci, vive proprio a Genova Carignano, e dove noi abbiamo nella circoscrizione centro-est il nostro presidente di municipio, che non si chiama più circoscrizione, è il municipio centro-est, Andrea Caratù, che della Lega, nostra leghista, abbiamo chiaramente un vantaggio noi come centrodestra e in particolare la Lega. In altri quartieri più periferici c'è un buon risultato della Lega, per esempio in Valpolcevera, però lì per esempio è una roccaforte rossa. A Castelletto ci sono i radical chic, tra virgolette, quelli che io definisco radical chic. Sul Levante siamo molto più per il centrodestra, Forza Italia, Fratelli d'Italia, quindi bisogna anche lì vedere queste prime 100 sezioni in quale zona di Genova, che ricordo è stretta tra montagna e mare, quindi molto lunga, ma abbiamo anche ovviamente l'entroterra, dove sono, da dove arrivano esattamente, da quali sezioni arrivano esattamente questi risultati. Ecco, intanto abbiamo con noi Alessio Piana, l'assessore Alessio Piana, che abbiamo raggiunto telefonicamente su tua indicazione, Fabrizio, che ringraziamo. Grazie Assessore. Prego, ci mancherebbe, grazie a voi. Allora, Fabrizio Graffione, ti lascio l'introduzione, poi mi permetto prima allora di citare, visto che l'assessore Piana è proprio genovese doc, no? È nato e vive a Genova, se non erro, Assessore. Assolutamente. E allora stavamo giusto guardando, sulla base di quello che ci racconta il sito del Ministero dell'Interno e di Gendo, al di là di proiezioni e sondaggi e exit poll, stavamo guardando i primi risultati, quelli concreti, quelli numericamente rilevati e spogliati, diciamo, nelle varie sezioni. Quindi siamo in provincia di Genova, anzi, partiamo dalle generali. A livello generale, in tutta la Liguria, siamo a 181 sezioni su 1800, cioè praticamente un 10% in questo momento. E lì c'è un sostanziale testa a testa, Orlando 49,6, Bucci 46,62. Se andiamo appunto nella provincia di Genova, che è quella per la quale ci sono più voti scrutinati, siamo a 119 sezioni in questo momento su 964, quindi un quinto sostanzialmente, circa, un quinto, un 20%, qualcosa del genere. Orlando 52,4 e Bucci 43,9. Per quanto concerne i partiti, il PD al 29,8 e Fratelli d'Italia al 12, le due liste di Bucci vanno molto bene, 9,6 una, 6,9 l'altra, e la Lega al 6,3 secondo questi dati. Sono dati, diciamo, che dicono qualcosa, Piana, o dobbiamo stare molto cauti ancora? Sicuramente dobbiamo stare molto cauti, è indubbio che
Genova la faccia da padrone in termini di numero dei votanti rispetto a 1.300.000 circa votanti della nostra regione e come dire, da queste prime estrazioni sembrerebbe esserci soprattutto sulla provincia di Genova un vantaggio da parte del centro-sinistra, o meglio della sinistra, che il centro l'ha perso per la strada, ma il tema è che l'affluenza bassa anche su Savona, legata principalmente all'emergenza meteorologica e alle alluvioni che hanno colpito la provincia, e quella molto bassa di Imperia, che è un dato oggettivamente nuovo rispetto un po' alle dinamiche delle elezioni dei nostri territori, ci fanno vivere questo scrutinio con molta apprensione, perché insomma ecco, di testa a testa ce lo aspettavamo e vediamo di capire davvero se, come potrebbe essere, i dati relativi alla provincia di Genova e del comune di Genova in particolare sono quelli che arrivano dal ponente o da alcuni territori in cui oggettivamente la sinistra è sempre stata radicata, anche nei momenti diciamo più alti di gradimento del centrodestra. La partita penso possa essere sicuramente ancora contendibile. Ecco, sul comune siamo 54-41, però ripeto, fate le premesse che lei faceva poco fa, insomma, no? Quindi dobbiamo ancora vedere. Su 99 sezioni su 653. Questi sono i numeri nudi e crudi. Ecco, lascio la parola subito a Fabrizio, però una domanda volevo farla anche a lei direttamente. Si aspettava un'affluenza media, diciamo, di questo tipo, come alla fine è stata su tutto il territorio ligure? Allora, guarda, io in questi 40 giorni di campagna molto serrata ho riscontrato oggettivamente poca voglia di partecipazione. Devo dire, questo è stato un dato che un po' avevo percepito. Non pensavo che si manifestasse in maniera così consistente, soprattutto in quei due contesti territoriali. Genova tutto sommato a livello provinciale è un po' ha tenuto, sì, è scesa di qualche punto percentuale rispetto alla partecipazione al voto del 2020 o alle consultazioni anche più recenti. Io ho fatto un po' di paragone con le amministrative del 17, con quelle del 22, insomma sono un po' appassionato e come dire, sono nell'ambiente da un po' di anni e più o meno diciamo che altaleniamo. Il dato oggettivamente singolare è quello di Savona e di Imperia che insomma col 10% di distacco rispetto alle consultazioni scorse, quindi veramente un'affluenza molto bassa. Non è un po' paradossale, lo dicevamo prima col professor Becchi, ne stavamo argomentando prima, in un'epoca nella quale si parla di autonomia regionale, che le regioni, in questo caso la Liguria, adesso non sapremo le prossime elezioni, staremo a vedere, però che per il voto regionale ci sia poca partecipazione in un momento di dibattito sulle autonomie? Ma guardi, io credo che sia singolare e anche un po' preoccupante il fatto che le persone che poi a volte giustamente si lamentano scelgano di non esprimersi, di non schierarsi, di non muoversi, di non in qualche modo anche onorare un diritto dovere nei confronti del quali, voglio dire, i nostri nonni hanno fatto delle battaglie di libertà senza in qualche modo comunque schierarsi, senza partecipare, senza decidere, senza prendere nessuna posizione, facendo passare alla fine un messaggio molto, molto negativo. Quindi secondo me sarebbe veramente da tutti, indipendentemente dall'appartenenza, interrogarci su questo fenomeno e cercare di apportare dei correttivi, ma in termini veramente di educazione civica piuttosto che di coinvolgimento, perché una partecipazione così bassa alle scelte sul futuro dell'azione politica dei nostri territori sono comunque una sconfitta per tutti. Fabrizio Graffione.
Senti Alessio, intanto ti ringrazio per essere ospite qui da noi, ti ringrazio anche io personalmente e ti volevo chiedere una cosa, anzi più cose. Quali sono secondo te le tematiche? Ne parlavamo prima, io ho tentato di rispondere alla domanda del nostro direttore Giovanni Sallusti, che hanno un po' tenuto banco in questa campagna elettorale. Io ho spiegato la sanità con la riduzione delle liste d'attesa promessa da Bucci, ma appunto la partenza, no? Dell'emissione di Toti a causa dell'inchiesta dei PM genovesi, della maxi inchiesta dei PM genovesi, la sinistra ci ha giocato molto su questo, ha assistito molto su questo, la nuova diga di Genova, le opere, ricordiamo anche che Bucci è stato commissario per il nuovo ponte di Genova-San Giorgio dopo il tragico crollo del ponte Morandi con le 43 vittime, e lo sviluppo della Liguria. Tu appunto sei l'assessore regionale uscente allo sviluppo economico, io volevo chiedere un po' sul territorio, visto che anche tu giri molto tra mercati, piazze, strade, eccetera, associazioni, ma anche imprenditori, volevo un po' capire da te quali sono stati i temi più sentiti dai genovesi, dai liguri. Guarda, sicuramente l'aspetto dei servizi sanitari è un qualche cosa che tocca tutti molto da vicino e un po' di criticità rispetto ai tempi delle prestazioni sanitarie e all'organizzazione ci possono essere un po' la conseguenza anche di un certo tipo di atteggiamento. Quello che io vedo anche osservando i dati che ci riguardano, forse non essere riusciti, indipendentemente da come andrà a livello di coalizione, a far passare il messaggio della centralità del nostro movimento sia a livello nazionale. 18 miliardi di euro per la Liguria non si vedevano dai tempi del piano Marshall, quindi la sinergia che si è generata tra le amministrazioni locali, la regione e il governo con Edoardo Rixi, con Matteo Salvini, che ha posto delle disponibilità del paese passando dalla Liguria, perché le infrastrutture portuali, la diga, piuttosto che il potenziamento sia della rete ferroviaria che della rete stradale, è un qualche cosa che guarda allo sviluppo di tutto il nord-ovest, quindi che ha ricadute sicuramente su Piemonte, su Lombardia e sul sistema paese. Questo forse non siamo stati capaci molto a rappresentarlo, non è passato. Lo stesso nel mio piccolo, le politiche attivate a sostegno dell'artigianato, del commercio, le tante risorse che abbiamo, con le quali abbiamo accompagnato gli investimenti delle piccole e medie imprese, delle attività produttive, generando anche posti di lavoro, in qualche modo probabilmente non hanno bucato. Ecco, quindi c'è un po' questo dato sulla nostra percentuale. Ora vedremo al termine degli spogli, però forse è mancata un po' questa comunicazione, insomma la capacità di far comprendere alle persone che molte delle cose positive che sono state fatte si sono realizzate per il nostro impegno. Allora, intanto confermo il secolo XIX, le prime proiezioni confermano i dati che avevamo già detto prima: Bucci centrodestra al 49,5%, Orlando centrosinistra al 47%, Morra l'ex grillino lo 0,9%, e anche la pagina genovese ligure di Repubblica conferma queste proiezioni con esattamente gli stessi dati. E anche l'ANSA in prima pagina, Federico, stessi dati. Fabrizio. E anche l'ANSA in prima pagina. Allora, bene, volevo dare, siamo anche i dati di Eligendo del Ministero dell'Interno, 217 sezioni scrutinate su 1785, si è ridotta notevolmente la forbice tra Andrea Orlando, che è sempre al 48,79%, quindi al momento in testa, e Marco Bucci però ha rimontato tantissimo perché è arrivato al 47,5%.
0,38%, ripeto, su 217 sezioni scrutinate su 1785. Alessio, allora su questi dati siamo ancora proprio all'inizio, qual è il tuo commento? Io dico che sicuramente ci sarà uno scarto lievissimo. Io penso che la differenza alla fine si giocherà su una forbice tra i 3 e i 5.000 voti e quindi potrà finire 48 a 46, 49 a 47 o una cosa di questo genere. Logicamente mi auguro che quei 3-5.000 voti siano a vantaggio della nostra coalizione. E quindi insomma sto seguendo con apprensione gli sviluppi e gli aggiornamenti che arrivano dalle varie sezioni. Vorrei farle una domanda, Piana, relativamente all'affluenza, perché c'è stato un periodo storico all'inizio di questo trend nel quale molti politici commentavano preoccupati la scarsa affluenza al voto e tutto il resto. Adesso mi pare, ma chiedo la sua opinione su questo, che importi molto meno. E non lo dico in senso morale, moralistico, tantomeno, perché figuriamoci, siamo tutti adulti e stravaccinati. Lo dico per un altro motivo, perché a mio giudizio, ma anche su questo vorrei sentire la sua opinione, è una semplice impressione la mia, è un tema di discussione. Se ci si mette nell'ottica del preoccuparsi perché la gente non vota, forse si cambia anche l'offerta politica. Se ci si mette nell'ottica che tanto basta i voti che abbiamo, a prescindere da quanta gente vada a votare, uno si rafforza in quello che sta già proponendo e non recupera più l'elettorato perso. Sono tutte e due posizioni legittime, ma la Realpolitik forse addirittura fa prediligere la seconda posizione, cioè chi se ne frega di quello che mugugna e poi sta a casa, mi porto a casa quello che devo e governo io. L'io di turno può essere giallo, verde, rosso, blu a seconda. Però non so se mi sono spiegato. In termini di progettualità politica, se io mi pongo il problema di recuperare il voto di chi non vota, magari faccio un'offerta politica diversa da quella che sto proponendo adesso. Se no mi rafforzo nelle mie e dico tanto mi basta quello che ho. Ma guardi, io non so se sia un problema di offerta politica, perché oggettivamente l'offerta politica oggi in campo è davvero variegata, nel senso che ecco, offerta programmatica, non lo so se poi la gente va a votare per i programmi. Voglio dire, il numero dei candidati presidenti, le liste e le coalizioni che oggi sono in campo, rimanendo ad esempio della nostra regione, vanno da gli autonomisti spinti al potere al popolo, quindi voglio dirle, secondo me non è un problema di offerta, è un problema non lo so, non mi sento neanche, le dico la verità, di attribuire questo tipo di responsabilità soltanto alla politica. Io un po' mi sento di criticare coloro che, e non li trovo soltanto in questo contesto, hanno questo atteggiamento che vivono passivamente, non scelgono, non decidono per poi non avere in qualche modo responsabilità. E questo è un atteggiamento che io trovo anche al di fuori della politica, sui luoghi di lavoro, piuttosto che in altri tipi di contesto della società, nel fare associazionismo, nell'impegno civico, in tanti contesti. Io credo che alla fine della fiera quindi non sia forse un problema sicuramente ha influito il fatto che alla classe politica vengano attribuite le peggior cose, che se uno comunque si impegna, se fa parte di quella categoria, già probabilmente viene considerato come una persona già poco trasparente o comunque come qualcuno che fa qualche cosa per dei tornaconti, e quindi sicuramente il politico non gode oggi di una grande considerazione e di una grande stima, però come dire, è anche un po' troppo facile sottrarsi sempre e non prendere parte, come dire, scegliendo anche il meno peggio, non so come, ecco, ma in qualche modo però facendo lo sforzo di provare a cambiare le cose nella direzione che sembra essere quella più giusta per ciascuno di noi. Ecco, questo abdicare a questo tipo di diritto dovere è un qualche cosa che a me fa sempre molto arrabbiare. Sì,
è chiaro il suo discorso. Intanto, brevissimamente, siamo a 240 sezioni su 1785 su base di tutta la Liguria, su base regionale, sto parlando dei dati del Ministero dell'Interno, cioè delle sezioni scrutinate, e il divario si è ulteriormente ridotto a livello complessivo. 48,4 Bucci e 47,6 Orlando. Il divario si è rovesciato perché Bucci adesso è passato in testa col 48,49% e Orlando al 47,6%. Siamo lì a un'incollatura, come si diceva negli antichi ippodromi. Sì, le dico, secondo me questo sarà un'altalena che ci accompagnerà per tutto lo scrutinio e alla fine chi si aggiudicherà la partita lo farà per comunque uno scarto non così considerevole. Allora, io ringrazio Alessio Piana e naturalmente anche Fabrizio Graffione che ci ha consentito tutti questi collegamenti. Grazie Assessore. Grazie a voi, buon lavoro. Allora Fabrizio, facciamo una piccola pausa musicale e poi magari ascoltiamo anche il nostro Lorenzo Viviani. Dico nostro perché è un conduttore tra i più efficaci di Radio Libertà. Sei d'accordo Fabrizio? Va bene, il premiato Lorenzo Viviani. Un microfono d'oro. Devi mandare Fabrizio De Andrea, Ma la vuoi subito? Lo vuoi subito Fabrizio De Andrea? Allora, quale vuoi? Dimmi tu, facciamo da jukebox qua, jukebox in diretta. Facciamo scegliere agli esperti della regia, dai. Beh, allora io gli avevo segnalato, ma se a te ti va bene, la città vecchia. Dai, va bene. Ti funziona, ti va bene sto brano qua? È un po' triste, forse, non lo so, però insomma, io avevo tirato fuori quello lì. Però insomma, dai, può andare. La città vecchia, dai, ce l'ascoltiamo. Fabrizio De André. Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi di una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione. Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, 4 pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa estate e inverno, a stratracannare, a stramaledire le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porterà sul viso l'ombra di un sorriso fra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai te lapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione. Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori, lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano.
Se tu penserai e giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se ricercherai fino in fondo, se non sono cigli, son pur sempre. E allora rieccoci, Fabrizio Graffione credo sia ancora con noi e dovrebbe essere con noi. Eccoci. Allora, hai sentito il pezzo? Cosa ne diciamo? Ma veramente Genova è così come la cantava La città vecchia Fabrizio De André? C'è quest'anima? Fabrizio De André la viveva la città vecchia, andava a mangiare, andava in giro per i carucci di Genova e lui diciamo, apparteneva a una famiglia diciamo, altolocata di Genova, però andava sempre nei Carucci e praticamente ci ha pure vissuto nei Carucci Fabrizio De André, quindi diciamo che l'ha descritta molto bene la città vecchia. Ecco che purtroppo oggi dobbiamo subire nel nostro labirinto dei vicoli anche un po' di degrado e di spaccio di droga e con questo esponenziale aumento dell'immigrazione rispetto ai tempi di Fabrizio De André. Ma allora, dimmi Giulio. No, ti confermo che abbiamo con noi, credo, in collegamento Lorenzo Viviani. Buonasera a entrambi, che coppia stasera con Graffione che è in arca in diretta. Ma lo vedi a cosa serve essere un microfono d'oro? Ad avere una verve straordinaria, ad avere una verve radiofonica impareggiabile, caro Lorenzo, perché tu avrai fatto il deputato, avrai fatto il politico, sei presidente, se non erro, del Parco delle Cinque Terre, che bello, che bellezza. E diciamo non ancora. Diciamo, ma io sto guardando quale notizie, sto guardando su Google, dice Lorenzo Viviani, nuovo presidente del Parco delle Cinque Terre. Addirittura, sono andati più veloci del ministro. Non lo sapevi allora, a tua insaputa, come un altro esponente importante della Liguria che fu, no? Anche a sua insaputa, ci ricordiamo tutti che a sua insaputa, o no? Permettimi di fare una battutaccia. Bravi. Ecco. Hai capito che questa qua è molto fine, questa è molto fine. Insomma, dai, quello lì era due esponenti diversi. Allora, lui si è trovato una casa con vista Colosseo. Lui del ponente. Solo che lui si è trovato la casa vista Colosseo a sua insaputa. E te ti sei trovato presidente del Parco delle Cinque Terre. Per scaramanzia, per essere una precisare per gli ascoltatori, lo dico per garanzia del fatto che ho passato, diciamo, l'esame, perché si tratta quasi di un esame delle commissioni parlamentari, quindi le audizioni a Camera e Senato, e poi bisognerà vedere naturalmente dovrebbe essere un pro forma, perché la richiesta a lui, insomma il parere, la richiesta del Ministero, però manca, diciamo, l'atto finale che è quello del decreto del Ministero. Però ci siamo addirittura d'arrivo. Poi mi sembra che assolutamente te hai le competenze giuste. Fammi dire, se posso aggiungere, Giulio, perché il Parco delle Cinque Terre è un parco molto diverso rispetto ai tanti altri italiani. Tutti i parchi devono essere tutelati, bisogna comunque la mano dell'uomo c'è, perché aree non antropizzate nel nostro paese non ce ne sono, però il Parco delle Cinque Terre è un parco fatto dall'uomo, cioè se tu togli l'uomo, da altre parti dici proteggo e cerchi di fare meno interventi da parte dell'uomo possibili. Nelle Cinque Terre tu devi metterci l'uomo, anzi se va via l'uomo le Cinque Terre non esistono più, perché sono fatti di terrazzamenti fatti da dura fatica nei secoli, nei millenni, perché si parla dell'anno 1000, insomma, dell'inizio del terrazzamento delle Cinque Terre. Lì hai una sintesi meravigliosa tra la natura e l'opera dell'uomo. Assolutamente sì. Intanto invece noi dobbiamo fare la sintesi, ma ancora è impossibile, delle elezioni in Liguria. Fabrizio, ti lascio l'introduzione a questa conversazione, poi citiamo qualche numeretto in più, siamo andati un pochino più avanti. Fabrizio Graffione, prego. Allora, io innanzitutto vorrei dire che non bisogna mischiare gli stracci con la seta, perché tra Scaiola e Viviani io preferisco 100.000 volte Lorenzo, perché oltre essere un mio amico fraterno è una persona veramente seria, competente e soprattutto molto corretta, quindi gli devo fare veramente i complimenti per questa nomina, per cui non c'è ancora l'ufficialità. Spero che il territorio lo riconosca. Tra l'altro ho letto
proprio sul giornale un paio di giorni fa, anche le cooperative che esistono sì, quello mi ha fatto molto territorio piacere, delle Cinque Terre gli hanno fatto i complimenti. Meno male che è tornato lui e quella grillina là se n'è andata via, vero Lorenzo? Adesso non mi fare per entrare in giudizi, però affrettati no, però sì, mi ha fatto piacere perché devo dire la verità, c'è stata una risposta del territorio. Giulio, diciamo sulla cronaca, Sì. ora non è rassegna stampa da Radio Libertà, però diciamo sul territorio è un articolo che è uscito dalle associazioni agricole, dai pescatori, dalla gente del territorio, e tanti che mi hanno chiesto anche di uscire o che usciranno dopo le elezioni, giustamente c'era anche e ha risposto diciamo un po' alle critiche che mi sono arrivate, ora senza andare nello specifico perché non ho voluto addentrarmi diciamo nella polemica, però dato che c'è stato alcuni esponenti di partito che hanno detto che non avevo le competenze, questi esponenti di partito che sono diciamo al centro dell'attenzione in questo momento, senza fare nomi, ex ministri, l'abbiamo capito tutti, hanno fatto di tutto di più nella vita senza avere la minima tipo di competenza, quindi io sinceramente mi possono criticare sul tutto, ma sul fatto di essere un biologo e comunque di avere, insomma, essermi interessato delle tematiche ambientali, penso che non lo possa mettere in discussione. Però parliamo di Liguria, parliamo di elezioni, dato che siamo qua al Cardiopalma, mi avete tolto dalla parte, c'avevo su un orecchio voi che vi ascoltavo, sì. dall'altra parte la maratona del tuo amico Mentana. Stavo sentendo, fa parte di un Mentana tipico stasera, perché era, diciamo, sembrava quasi un Bucciano, un Mentana Bucciano sembrava. Molto addirittura, no? Sì, stasera era in controtendenza, mi sembra. Guarda, io invece mi sono affezionato a Primo Canale, un'altra maratona meno nobile, con meno quarti di nobiltà, ma la preferisco. Più territoriale. La preferisco io, per quanto mi riguarda la preferisco. Comunque, cosa dice il Mentana? Così ci fai la sintesi. Mentana Bucciano? Bucciano. Perché Bucciano? Me l'ha detto anche mia moglie, perché sono in casa adesso Perché annusa la vittoria di Bucci? Può essere, anche se diciamo il distacco è veramente piccolo. Ora stavo guardando e ditemi se mi date conferma, se avete il computer davanti, in questo momento no, però diciamo che il dato delle sezioni che prima dava in vantaggio Orlando, 5 minuti fa sembrava che si allineasse invece su un punto dato a Bucci, però parliamo ancora non so quante sezioni, ma ancora mi sembra sui 26.000 voti, quindi lontani naturalmente dal finale. C'erano quelle proiezioni, non so se sono state smentite, che ci davano qualche punto percentuale in più, qua c'è comunque fammi dire, veramente al Cardiopalma, al fotofinish. L'unica cosa che mi viene da dire, e penso che sarete d'accordo con me, che la spallata diciamo del centro-sinistra che doveva, cioè i dati sono due secondo me, ora non vorrei fare il commentatore politico che non sono mai stato bravo in questo, però i due dati sono che la spallata dietro al pathos delle indagini del centro-sinistra, anche se dovesse vincere, sinceramente vincere è proprio di poco. E dall'altro punto di vista Renzi che si è sfilato sicuramente peserà anche sulle coscienze di qualcuno. Secondo me l'unica che può ridere stasera, forse da un certo punto di vista, che per me ha chiuso la partita anche nell'eliminazione di un competitor, la Schlein, perché se vince si porta a casa una regione, se perde si è tolta, diciamo, si è allontanato un po' Orlando dalla minaccia di competizione all'interno del partito. Ecco, senti Lorenzo, allora tu non sei soltanto il microfono d'oro, ma sei pure il nostro vice segretario nazionale, una volta adesso regionale, della Lega Liguria. Quindi come vice segretario della Lega Liguria il commento politico te lo devo chiedere, tenendo presente che al momento abbiamo 300 seggi scrutinati su 1785 dati Ministero dell'Interno, e al momento Marco Bucci per il centrodestra è al 49,76%, Andrea Orlando per il centro-sinistra 46,29%. Quindi abbiamo un discreto numero di sezioni, ovviamente ancora da attendere, però un commento politico su questo te lo devo pur chiedere, tenendo presente che alla Spezia, e volevo parlare anche di questo, l'affluenza è stata abbastanza buona, insomma è stata in linea con quella di Genova,
a differenza di quella del Savanese, dove c'è stata l'alluvione nell'entroterra dell'Invermorbida, e di Imperia abbiamo sentito prima il presidente facente funzioni uscente Alessandro Piana, dove appunto a Imperia c'è stato proprio un crollo addirittura del 12% dell'affluenza. Sì. Ora io non so se da imputare, Fabrizio, questo problema anche al tema del maltempo, che naturalmente ha colpito la nostra parte del ponente, della Liguria ieri, e quindi insomma magari allontanato, poi dicono ma c'è il lunedì per recuperare. Vabbè, lunedì tanta gente lavora e non tutti hanno questo, diciamo, senso civico, purtroppo da un certo punto di vista, però molte persone non si prendono l'ora di permesso per andare a votare. Detto questo, il dato secondo me eclatante è che Orlando non sembra che sfondi nella sua città di origine. Questo secondo me dipende anche dal fatto che comunque sia una persona che ha bazzicato veramente poco il territorio, è ritornato diciamo in questa compagine regionale, ma non ha avuto veramente non è sentito come una persona. Orlando secondo me ha messo diciamo quelli contro tutti insieme, però finché c'era un vantaggio diciamo anche a livello di sondaggi molto forte, diciamo che ha avuto il vento in poppa. Nel momento in cui si è visto secondo me andare basso nei sondaggi, non è quella persona che traina più di tanto secondo me sul territorio, perché è una persona che è mancata tanti anni dal territorio. Su Genova mi delude un po' il dato su Bucci, se posso dire, Fabrizio, perché un sindaco che ha portato tante risorse così come Marco Bucci secondo me meritava veramente una sorta di voto compatto da parte della città. Tanta gente di centrosinistra sapevo che votava Marco Bucci, però mi aspettavo qualcosina in più, mi aspettavo veramente diciamo uno stacco maggiore su Genova. Poi vedremo le sezioni scrutinate, si capiranno anche i comuni, i municipi di Genova, dove si è andati meglio o peggio, e bisogna ragionare, penso come Lega, tantissimo su questo, perché se c'è un voto vuol dire che delle zone a questo punto o si è lavorato poco politicamente o comunque sia non sono state diciamo prese in considerazione come dovuto dall'amministrazione. Quindi questo ci servirà come dato, soprattutto anche in caso di vittoria, per fare una riflessione, per partire ancora meglio. Insomma, con una città governata al centrodestra e sperando con una regione governata al centrodestra. Allora, che dire? Attenzione, Lorenzo, ti interrompo un attimo, attenzione, dunque, secolo XIX, Repubblica, Genova e Agenzia ANSA Liguria, ci sono le seconde proiezioni delle 17:30, campione del 33%, calato il vantaggio di Bucci, al momento il sindaco di Genova Marco Bucci del centrodestra è al 48,8%, mentre l'ex ministro spezzino Andrea Orlando per il centro-sinistra ha rimontato un po' ed è al 47,3%, quindi ripeto, Bucci al 48,8%, Orlando al 47,3%, poi c'è anche il dato di Morra, l'ex grillino, che è sempre intorno all'1%. Vai Lorenzo. Sì, come ho detto prima, siamo photo finish, penso che qua veramente anche la scelta di un candidato in più o meno, di uno che prenda preferenze più o meno, sia stata una scelta fondamentale, perché poi finirà veramente per una manciata di voti. Penso che questo sia un dato importante in cui bisogna ragionare, cioè c'è stato dietro l'arresto del presidente della regione di Liguria, cioè c'è stato l'arresto, lo ripetiamo per gli ascoltatori, lo sanno benissimo, l'arresto dell'ex presidente Giovanni Toti. Da quello nell'immaginario collettivo ci deve essere una vittoria a mani basse del centro-sinistra. Ieri abbiamo avuto, devo dire la verità, l'ho guardata, io non sono uno che prova antipatia per Sigfrido Ranucci, ho guardato la puntata di Report, però sinceramente mi chiedo come sia possibile che Giulio, non so se l'hai vista te, però insomma a urne aperte si faccia diciamo un dossierato. Allora, da giornalista ti posso dare, da giornalista diciamo del territorio, tu lo sai che sono tanti anni che faccio il cronista qui a Genova. Certo. E devo dire la verità. Allora, da un lato è stata quantomeno inopportuna e penso che deontologicamente sia stata diciamo scorretta, perché ovviamente
la vicenda giudiziaria e l'azione giudiziaria di PM è stata quella che ha fatto scaturire poi le dimissioni di Totti e quindi le elezioni in Liguria, lo dicevamo prima con il professor Becchi, questo è chiaro. Parlare quindi di tale vicenda giudiziaria a urne aperte e fare un servizio che poteva benissimo andare in onda anche domenica prossima, credo che non sia stato corretto da parte di Rai 3. Per quanto riguarda invece il contenuto della trasmissione, quindi del servizio che è stato fatto, devo dire che oltre non ho visto novità, sono state raccontate le cose che comunque sono state raccontate in questi mesi, e però devo anche dire che è stata anche raccontata l'altra faccia della vicenda giudiziaria, che invece sui quotidiani che sono sostanzialmente o perlomeno fino al nuovo direttore del secolo XIX erano sostanzialmente di sinistra o comunque di parte, non erano state raccontate moltissimo, ossia la vicenda che riguarda l'uomo forte, il cosiddetto ritenuto uomo forte del PD in Porto a Genova, i dipendenti delle varie società a lui collegate, che sono esponenti del PD, che sono stati intervistati dall'inviato di Report qui a Genova, e che anche loro hanno mostrato un certo imbarazzo. Quindi tutto sommato il servizio, secondo me, in sé, giornalisticamente parlando, non è stato relativamente equilibrato, insomma, con non notizie, non c'erano notizie. Sì. Però Fabrizio, fammi dire una cosa, hai perfettamente ragione, sì, lo penso anch'io, è stato equilibrato anche sono stati tirati in causa, mi sembra, il capogruppo del PD il capogruppo di PD in Regione Liguria, nel comune di Genova, e un esponente del PD cittadino, però la cosa che devo dire la verità è forse perché sono trasmissioni sicuramente molto interessanti che ti lasciano incollato alla televisione per la narrazione che come viene costruita, però hanno sempre questa cosa di fare delle mezze allusioni, e questo lo dico anche a Giulio perché lui sa molto leggere molto bene, almeno leggeva quando faceva la rassegna stampa anche articoli del Fatto Quotidiano. Lasciano delle allusioni nell'aria dicendo mezze cose senza spiegarle bene, e questo secondo me è il grave errore che fanno, perché soprattutto in quel frangente e con le urne aperte, perché anche sulla diga di Genova secondo me non sono state dette delle cose completamente corrette, sono state dette delle mezze verità che però devono essere complementate, e intanto però si insinua nelle persone un dubbio senza naturalmente dall'altra parte nessun tipo di interlocutore. Questo che secondo me diventa veramente una cosa che serve solamente per far vedere un po' di sangue, per stimolare secondo me nei telespettatori l'attenzione, ma è un sentimento che secondo me non è neanche giusto. Ecco, non so se sbaglio, Fabrizio. Sì, no, non sbagli affatto, però questo è lo stile di quella trasmissione, cioè fare allusioni, eccetera, anche perché se le sono già beccate, si beccherebbero ogni trasmissione decine di querele. Ecco, quindi diciamo che lo stile giornalistico, che io ovviamente non condivido, e credo che Giulio sia d'accordo con me, è quello lì, quindi non mi sono stupito più di tanto. Ecco, Fabrizio. Sì, prego. Deontologicamente non corretto, quindi passibile anche dal punto di vista dell'ordine dei giornalisti, questa decisione di mandare comunque in onda la trasmissione a urne aperte, anche se loro dicono che l'ufficio legale RAI, a cui l'avevano chiesto preventivamente, gli aveva dato via libera, dopodiché, ripeto, la trasmissione a me, ho guardato un po', conoscendo anche personalmente gli esponenti del PD che hanno intervistato e che hanno mostrato, ribadisco, un certo imbarazzo pure loro, diciamo che mi è sembrato tutto sommato da quel punto di vista lì abbastanza equilibrato. Non so se Giulio
ha visto la trasmissione. No, allora, ho visto solo degli sprazzi, però ho capito perfettamente, ne sono fatto un quadro anche attraverso la vostra analisi, ma mi domandavo più a fondo, diciamo, che allora, tutto giusto quello che voi, i tasselli che voi avete messo di fianco uno all'altro danno un quadro generale, e poi il report è quello che è, come dicevi tu, non lo conosciamo bene o male. Però mi domandavo quanto politicamente conta questo tipo di informazione quando poi la gente va a votare. Ho idea che alla fine non so quanto possa influire. Voi che ne dite? Uno Fabrizio da giornalista e Lorenzo anche da politico. Perché ho la sensazione che poi i dati finali siano molto più influenzati da valutazioni di carattere generale che il cittadino fa o da scelte che fa o non fa. Cioè, per esempio, il non voto non credo che sia determinato da altro che non da una sfiducia generale, montante, salente verso la politica nel complesso. E il voto all'interno delle coalizioni, poi, o se vince l'uno, vince l'altro, è determinato da questioni politiche che esulano, no? Magari da trasmissioni come Report. Cosa ne dite voi? Tra l'altro ne approfitto per dare un po' i numeri ancora, in senso buono spero, rispetto al sito del Ministero dell'Interno. Allora, adesso siamo a livello complessivo di tutta la regione a 477 sezioni su 1785. E siamo lì, siamo testa a testa totale, Bucci 48,17, Orlando 47,96. Anzi, più avanzano le sezioni scrutinate, più si fa testa a testa, sostanzialmente. Questa è la sintesi estrema. Sì, ma testa a testa senz'altro. Io vi dicevo, leggermente io dico, secondo me influisce quanto pesa relativamente, però secondo me influisce. Cioè, abbiamo visto anche il dato dell'affluenza, secondo me, insomma, vedendo un servizio televisivo dove dice che sono tutti, tanto è tutto un magna, sono tutti schifosi, no? Sì, sono tutti brutti, sporchi e cattivi, quelli di destra, quelli di sinistra, sono imbiscati tutti eccetera. Uno dice vabbè, vomitevoli. È vero che ci sono anche i candidati terzi, come per esempio Morra, che citava anche prima il professor Becchi, che però ha raccolto l'1%, al momento sembrerebbe dai primi dati, dalle prime proiezioni, l'1% di voti. Quindi la sinistra, il centro-sinistra ha puntato molto su questo discorso, ha anche detto se votate Bucci uguale votare Toti, è sempre il vecchio sistema, così eccetera, mentre Bucci, essendo di centrodestra, comunque ha sempre appoggiato ovviamente Toti, e Toti, essendo di centrodestra, ha sempre appoggiato Bucci, ma chiaramente ognuno fa le sue politiche e si muove in politica come ritiene opportuno fare personalmente, secondo la sua coscienza e secondo il voto dell'elettore, secondo quanto gli dicono i suoi elettori. Cioè, se si deve fare quest'opera piuttosto che un'altra, lo decide Bucci quando deve decidere Bucci, o lo decide Toti quando è Toti. Cioè, non è che ci siano stati. Tanto è vero che Bucci sì, è stato ascoltato come persona informata sui fatti in procura a Genova, ma tra l'altro non stava nemmeno tanto bene, perché insomma era il periodo in cui doveva andare a fare la radioterapia qua all'ospedale Galliera di Genova, ma non è stato indagato nella maniera più assoluta. 4 anni di intercettazioni, io voglio anche ricordare questo, decine e decine, se non centinaia di migliaia di euro spesi dalla collettività eccetera, si sono poi tradotti in un patteggiamento che tra l'altro dovrebbe essere confermato domani o al massimo dopodomani dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova, che appunto si è riservato in questo caso molto correttamente il giorno dopo, 2 giorni dopo le elezioni, appositamente, lo voglio ricordare, il Buffoni del Tribunale di Genova, la sua decisione se accettare o meno questo accordo che c'è stato fra la difesa di Giovanni Toti e i PM della Procura di Genova, che l'hanno interrogato 9 ore. Insomma, in tutto questo bailamme di indagini, di intercettazioni ambientali,
telefoniche, fotografie, gli yacht di Spinelli, eccetera. L'ex presidente del PD della Regione Liguria, Claudio Burlando, che saliva pure lui sullo yacht di Aldo Spinelli, no? L'imprenditore portuale, uno dei più importanti qua a Genova, che tra l'altro dà lavoro a migliaia di persone, che si è fatto dal nulla, diciamo pure chiare le cose come stanno, e non ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Marco Bucci. Quindi vuol dire, che cosa vuol dire questo? Politicamente uno appoggia chi cavolo vuole lui, ma poi i reati non è che li commette anche Bucci, e il sistema non è che lo fa uguale a Toti pure Bucci. Cioè Bucci è uno che è una testa dura, è un manager, è un leader, lui decide e va avanti per la sua strada, può piacere o non piacere. Alcune volte sbaglia perché ha senz'altro sbagliato, e anche sul territorio lo vediamo, alcune decisioni sono state prese non tanto bene dalla popolazione, diciamocelo chiaramente. Su altre è molto più bravo, le grandi opere, il ponte Morandi fatto in un anno e rotti, eccetera. Però su questo bisogna ringraziare il nostro Edoardo Rizzi, ovviamente, però non c'entra niente. La trasmissione Report, secondo me, può avere relativamente fluito, secondo me un pochino fluito, e devo dire che mi sarei aspettato dalla TV di Stato, anche se resti, perché storicamente di sinistra, la pensata a sinistra, un po' più di correttezza. Quello era un servizio che poteva benissimo andare in onda anche domenica, perché non ha rivelato nulla di nuovo. Ecco, ha fatto delle allusioni che praticamente ha rilevato Lorenzo Viviani prima, e va. A te, Lorenzo. Allora Lorenzo, diamo 2 minuti perché poi cediamo la linea Zoom, che ben conosci peraltro. Al nostro Antonino, no, assolutamente no, ma io sarò molto breve perché ha detto esattamente quello che penso anch'io. Fabrizio, aggiungo dicendo che secondo me la spallata che si aspettavano non c'è stata, comunque vado a finire, insomma. Guardare anche i numeri ormai abbastanza verso la metà dello spoglio, no, assolutamente no. Quindi la spallata la possiamo, certo che pensiamo il ragionamento va a finire poi su Genova. Genova è stato al centro naturalmente delle indagini, perché naturalmente poi sono altri filoni, però il filone principale, quello che ha portato poi al patteggiamento e tutto di Totti, è legato naturalmente al caso signorini Spinelli, quindi parliamo di Genova, e sicuramente poi dovremo riflettere. Ti fermo un attimo, su Genova, giusto per chiarire il tuo ragionamento, per corroborarlo con i numeri, siamo più o meno 249 sezioni su 653, 54,3 Orlando, 42 Bucci. Ma ti rendi conto, Giulio, su una città dove Bucci, magari ci possono essere quartieri che sono, come dicevo, municipi, parliamo correttamente, insomma, a livello di Genova, che più o meno curati dall'amministrazione, ma Genova, Bucci è uno che ha portato miliardi, milioni, centinaia di milioni di euro, quindi una Genova che è cambiata radicalmente, che è diventata una delle più importanti città italiane. Quindi quello che sicuramente c'è da dire, e lo dico con un po' di sconforto in questo momento, è che il dato di Genova dovrà farci riflettere, perché lì magari il discorso dell'inchiesta può essere stato, avere avuto un peso. Avere un peso, penso di sì. Allora, grazie a Lorenzo Viviani, grazie anche a Fabrizio Graffione. Non so se poi dopo riuscirai a collegarti ancora, presumo, se ce la facciamo, chiedo anche alla regia facendo delle finestre dentro anche a Zoom, non lo so. Intanto io però ringrazio sia Lorenzo Viviani che l'impareggiabilissimo Fabrizio Graffione, che ci ha tenuto su il pomeriggio con i collegamenti e con il focus da Genova. Fabrizio, grazie veramente, grazie tante. Allora, l'ultimo dato, 48,07, Orlando 47,99, Bucci 540 sezioni scrutinate su 1785, esatto. Veramente un testa a testa, come totale, tu, Giulio. Totale, proprio, ma un'incollatura veramente, non c'è da far metafore ippiche. Va bene, allora grazie. Saluto a tutti voi di nuovo. Grazie a Lorenzo Viviani. Fabrizio, ci risentiamo più tardi, magari all'interno di Zoom con Antonino Danna, e intanto io ti ringrazio.
Molto volentieri, più tardi, buona serata, ciao Giulio. Grazie ancora. a Fabrizio Graffione, grazie a tutti. Adesso ci riusciamo anche a sentire un brano molto bello dell'impareggiabile, immenso, straordinario Bruno Lauzi, Diano Marina, così sarà felice anche il nostro amico Giacomo Chiappori.